Amici bellini, che fai? Che state facendo? Mi state vedendo la Champions? Poi vedi che poi in effetti è proprio così. Allora, new streaming. Benvenuti amici bellini, come state? C'è stato un cambio di maglia, poi lo rimetto subito a posto perché dovevo fare la pubblicità a Messico 86 su Radio Kiss Kiss, quindi ho dovuto fare un pochino di cose, poi metto subito a posto perché c'è un equilibrio da rispettare che non esiste proprio. È importante, noi con le scaramanzie pure ci stiamo attenti e andiamo a vedere un pochino di saluti generali. Vedo Valeria, vedo Davide, vedo Steschi, vedo Polli, vedo Mauro Garofalo, Pietro Formisano, Stellina, Francesco. Fatemi vedere chi altro c'è, un giro di saluti iniziali: Salvatore, Angela Torre, Giuseppe, Balanite, non c'ha più tempo, vabbè, non ti preoccupare amico mio, io so che ci sei, c'è Tony Med, c'è Giorgio Mele, c'è Antonio Chianese, Matteo Florio, Christian Cheval, Mario delle Vedove. Lo Stream Elements che funzioni. Hai fatto bene Matteo, bravo, sì, io l'ho fatto parecchio tempo fa. Hai fatto benissimo, starai più tranquillo proprio psicologicamente. C'è Fabio Versatile, ovviamente. Fabio Versatile, fammi vedere, sono scappati tutti i messaggi. Mark Basile, come stai amico mio? Dai, Gianmarco. Un bacio, Polli, un bacio. Riccardo Vita, Massimo Liparulo, Francesco Fucci. Stavi guardando una serie, niente di meno. Angelo, Nick Di Iorio, la tua prima live session, mi fa piacere Nick, benvenuto. Stefano Pullo, Vincenzo P, auguri a Mario delle Vedove da una settimana mod, assolutamente sì. Antonio, Nando New Jersey, io la considero sempre New Jersey, Marco Iannone, Alfonso. E poi c'è anche Levitan, ragazzi, io per una questione di privacy, vabbè, io non lo faccio vedere, ma mi sono squagliato completamente. Il bambino che dice amici belli, adoro tantissimo. Giulio, Luigi Rocco, Michele D'Ambrosio, Maria Stella, che poi non lo so se è Maria Stella, io dico sempre cose a caso. Buon martedì a Onofrio, a Salvatore, a Diego Pugliese. Quanto siete belli tutti in queste live infrasettimanali che non significano niente in teoria, perché noi comunque significano sempre qualcosa. Noi adesso magari allora mi prendo il permesso e magari non adesso, però magari in un prossimo video, insomma, magari lo metto perché è troppo bellino, veramente impazzisco. Enrico, Mario Pirolla, come stai amico mio? Ma se sta suonando a Napoli, mi fai sapere se a Napoli si sta suonando, che ci tieni assai, ma quanto ci tieni? Grande Francesco, che mi porta subito sull'argomento della conferenza di cui abbiamo parlato ovviamente nel video che ho postato poc'anzi da Anzio. Testè, insomma, ho postato il video così che voi avete visto, avete lasciato i like, avete fatto tutte le cose belline, insomma, queste, siamo un pochino alle solite e io mi sono permesso di ripeterlo anche sulla radio perché vabbè, poi quella è una trasmissione, quella di Marcello Calvano, molto più light, molto più leggera, però non ce l'ho fatta, ho dovuto dire, lui ha detto che anche a nome della categoria lo capisce, ha capito il mio appunto, perché domande se me stesse, quindi noi, però Spalletti è bravo anche a rendere. Stiamo avendo problemi a trasmettere questo, va bene, non fa niente.
Va bene, non ti preoccupare, caro streaming. Caluccio Channel, grazie mille, buonasera a te. Grazie mille Caluccio, un nome nuovo, una faccia simpatica, sorridente, che c'hai? Un bicchiere di vino. Benvenuti, per noi è mercoledì, sì, vabbè, ma è sempre martedì, Antonio. Lo capirai e lo apprezzerai. Lo capirai e lo apprezzerai. Allora, nel West Village, Nick, nel West Village spesso capito al Red Lion, al Bitter End. Adesso c'ho una serata domani, infatti domani la live penso che non la potrò fare, ma sul tardi sarò, penso però sia East Village, non sono sicurissimo. Su Instagram posto tutte le cose poi anche musicali, Va bene. Christian, queste live sono di compagnia solo per questo, valgono tantissimo. Grazie mille, amico mio. Benvenuto Dark Blood, che si è iscritto al canale. Poi un nome che io ricordo anche. Non molto. Marietta, mi dispiace assai. Vabbè. 67 spettatori e 79 like a rizzo con la faccia di Mertens, così mi sembra anche giusto, Pietro, e grazie anche ai like preventivi che io adoro, sono quelli di cortesia. Maron, se stavo scordando Marco Bellil, Luigi della Vecchia, lo so, capita, ma attenzione a Lorenzo, il capitano Insigne, che non sarà della partita, o caffè. E allora io faccio finta che è caffè perché è acqua, ma il caffè poi lo vado a prendere di là. Alla tua Levitan Artemius Blow, sempre generosissimo, con notifiche che arrivano. Voi mi terrete anche aggiornato sulle cose della Champions. Sono finiti i primi tempi con l'Inter ancora sullo 0-0, il Milan ha pareggiato in extremis, però insomma è difficile che il Milan possa andare avanti, la classifica si fa pesante. Io spero che possano avere, lo so, è difficile perché l'Inter l'anno scorso ha abbandonato, cioè è uscita dalla Champions, è uscita dall'Europa League e poi hanno galoppato verso lo scudetto. Questa è una delle paure che abbiamo, sicuramente. Io spero che però possano anche avere un contraccolpo psicologico, perché comunque la rosa è lunga. E Spalletti ci ha insegnato che è bene avere anche delle cose infrasettimanali alle volte per tenere tutti sul pezzo, e che ne sai? Speriamo. È difficile che va proprio in Europa League, no, in Champions, lo so. Buonasera a tutti, nuovi iscritti, nuovi arrivati. Like, quasi obliava Tony, invece si è ricordato, tutto a posto. Le famose petagne spaziali banali, purtroppo è così. Ce la faremo a vincere senza Osimhen, Insigne, Fabian e Rui. Allora è bello che tu includi anche Rui in questa cosa, perché Marietto sta overperformando, si sta comportando molto bene dall'inizio della stagione e dobbiamo fare di necessità virtù. Io per il vince facile non lo direi mai, ma vi faccio vedere una cosuccia al volo, visto che ci piace, visto che ogni tanto si può fare. Non li posso muovere in questo momento perché è una foto pre-registrata, pre-organizzata, però bene o male vi fa capire una cosa, che tutti quelli convocati probabilmente giocheranno, cioè si crea, non lo so se è mai successo certo il Napoli col Granada che ne teneva ancora di meno, però in questo caso siamo quasi certi di quello che vedremo domani, perché se la difesa è questa qua e può entrare Zanoli al posto di Di Lorenzo, al posto di Rachmani, spostando un Di Lorenzo al centro o un Juan Jesus al centro con Zanoli adattato a sinistra, o stesso al posto di Juan Jesus con qualcuno che si deve adattare. È la partita degli adattamenti in difesa. L'unico che non si può muovere assolutamente è K2, anche perché è squalificato, e quindi ovviamente avrà modo di recuperare la forma, mentre noi tutti, dico noi, proprio noi, compresi i tifosi, andremo ad affrontare il Verona. Quindi questa è la situazione. Al massimo tu puoi pensare che fai partire Zanoli titolare
per tenerti un Di Lorenzo in panchina che possa entrare sia al posto di un terzino sia al posto di un difensore, ma la vedo difficile. Vi devo dire la verità, la vedo difficile, perché comunque la partita europea sta in trasferta, stadio molto caldo, far avere questo impattone a Zanoli, secondo me lui potrebbe anche essere pronto, sono sicuro che se Spalletti glielo chiede, Zanoli dice Spanoli dice sì, però non lo so, puoi far partire il Zanoli titolare a questo punto, non sarebbe neanche male. Un uccellino mi ha detto che il Napoli gioca con la difesa a 3, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly. E fammi capire però, questo uccellino ti ha anche detto poi a sinistra su tutta fascia chi ci gioca, perché ci può giocare Elmas. E allora ritorniamo alla situazione che vedemmo, se ben ti ricordi e tu ti ricordi bene, proprio contro il Granada, con un Elmas a 3, cioè esterno sinistro, che già abbiamo accennato che probabilmente è il nostro Jolly, e se devi adattare uno adatti lui, esatto, e tu mi dici subito Elmas, giustamente, e quindi niente Juan Jesus, che però secondo me la deve prendere un po' di confidenza con il campo, perché oramai la forma l'ha ritrovata, Spalletti pensa, ce lo dice spesso, devono anche giocare per entrare in forma, quindi dalla conferenza dici al tuo uccellino che secondo me Juan Jesus giocherà dall'inizio, credo in quella zona lì, e magari si farà in modo, si proverà a farlo uscire un pochino prima della fine della partita, magari verso il 70°, se va tutto bene si può fare, e quindi potresti anche avere un Elmas che si adatta in quella zona, o lo Zanoli stesso, eccetera eccetera. L'abbraccio è stato bellissimo, assolutamentissimo. Rachmani non gioca, ma Juan Jesus, allora sì, allora questo è un altro tipo di discorso per far riposare Rachmani, che comunque ne sta giocando molte e che comunque sarà titolarissimo contro il Verona. Questo è un altro discorso che potrebbe anche avere un senso, quindi con Juan Jesus, K2 e Di Lorenzo a 3, e poi dall'altra parte ci metti un Elmas a sinistra che fa tutta fascia, dall'altra parte un Politano si dovrebbe adattare a farlo a quel punto. Ma non lo so, gli uccellini vediamo un pochino se avranno ragione. A centrocampo l'unico che non entrerà probabilmente è Ospina, e vediamo un pochino anche che cosa ne pensate voi. Ma chi Michele dice anch'io ho pensato alle difese 3 con JJ, ovviamente sì, aggiustato, veramente non l'abbiamo provata mai, quindi non saprei. Ovviamente Michele, noi a tratti l'abbiamo vista la difesa 3, ma erano fasi di gioco, tu fai bene a dire che non l'abbiamo mai provata pura, perché nelle fasi di gioco, quando Mario Rui avanza molto, Di Lorenzo si stringe un pochino e quindi siamo a 3. Partire proprio con la difesa a 3 è cosa diversa. Allora, secondo me Spalletti ha fatto bene a prevenire sia Fabian che Insigne non convocandoli in Europa League, ma oltre a prevenirli, amico mio, a me sembra proprio che sono, cioè, forse un pochino, non grave, ma insomma un pochino più serio quello che Insigne tiene a questo muscolo, perché altrimenti probabilmente te lo portavi. Secondo me metterà Zanoli a destra, Juan Jesus a sinistra e Di Lorenzo centrale, ancora Di Lorenzo in campo. Vediamo un pochino, Spina non gioca con Sapim, Fabiet. Quando pensavi che il mercoledì era un giorno noioso, arriva Valerio con la live. Quanto sei bello, Antonio. Rossana che si complimenta con Marietto. Io però non mi fido tanto di Chan. Chi è Chan? Aiutami Angela. A che ora finisce? Non lo so, amico mio. Cristiano, non lo so a che ora finisce perché è tutto improvvisato. Se la partita sarà... torna? Se la partita... Aiutami Luigi. Io mi fido degli uccellini di Fabio, ma trovo un'attuazione un po' stramba e facendo adattare tanti giocatori... In effetti, penso che domani vedremo veramente tutti o come titolare o come subentrati. Penso che Spalletti poi ce l'ha detto proprio chiaramente. Si vede che Insigne ha impastato troppo e si è ingordato, esattamente. Chicca da ex pizzaiolo. Vedi? Quando tu impasti troppo
è così. Passa al centrocampo e all'attacco Fabio Versatile, molto molto fantasioso. Fabietto, non ci credo proprio. Io il Mertens Petagna l'ho richiesto, lo voglio vedere, ma non ci credo proprio che parte con Zielu, Mertens e Petagna tutti in campo così. Credo che si alterneranno ancora, poi è chiaro che ti facciamo la statua a Piazza Dante se parte con entrambi i titolari, però anche per una questione proprio di opportunità, avendo tu un ass di nuovo a disposizione, mi sa più di logica che Mertens e Petagna si possano alternare, e se ti serve un sottopunta più fresco puoi utilizzare anche un ass che fa parte di quelli, come vedete, che possono entrare al posto di Zielinski. Può entrare anche al posto ovviamente dell'esterno destro, ma sappiamo che lì si devono alternare Lozano e Politano. Lo stesso Lozano lo possiamo vedere a sinistra, quindi spostando un Elmas al centro. Elmas può fare un pochino tutte le cose là dietro, però quando c'hai un ass, è bello Spalletti come ce l'ha spiegato bene la differenza tra fare il sottopunta e fare l'esterno ti richiede fare quelle rincorse, un ass deve ancora garantirci sotto questo punto di vista. Vale, tornando un attimo al derby, qualche novità per i fatti incresciosi? Possibile che a prescindere non si sia fatto nulla per prevenire eventuali... Guarda Enzo, tu dici bene, cioè si era creata già un ambiente, si era creata già un'area pesante, l'ambiente già era pesante nei giorni precedenti, si era aspettato, possibile, è bella sta domanda, possibile che non si sia fatto nulla per prevenire? Cioè una delle prevenzioni mi sembra evidente quella là, trasferta vietata ai napoletani, e vabbè. Ma poi tu devi sapere che oltre alla vicinanza proprio territoriale si possono trovare in tutti i settori gente che ha la residenza a Salerno e che vuole tifare per il Napoli, ci sta. Però nei giorni precedenti abbiamo sentito le cose, i vari, come si dice, messaggi vocali, le cose così che stavano sul piede di guerra e che volevano dare. Ma tu vuoi raddoppiare, triplicare la sicurezza e fare in modo che non si può fare? Ora, noi abbiamo avuto conferme, proprio testimonianze delle aggressioni a anche quella signora, le donne, una roba proprio vergognosa, bruttissima. Ma ho visto oggi gli amici Bellini abbonati, ci hanno girato un altro video che avrei visto benissimo, dove costringono, cioè stanno gridando in curva, non so in quale settore, stanno gridando odio Napoli, e prendono di peso due tifosi che vi dovete alzare e dovete gridare odio Napoli insieme a noi, e si percepisce che quei due sono intimoriti e che avrebbero fatto volentieri a meno di gridare odio Napoli in quel momento, e li costringono con violenza. Quindi fai bene a chiederti questa cosa, e fai bene poi a chiederti cosa si farà dopo, perché poi accertate certe cose, dobbiamo vedere i vari DASPO, dobbiamo vedere una serie di cose così. Un altro esempiuccio, perché poi possiamo parlare della curva dell'Atalanta che ha lanciato di tutto, possiamo parlare della curva della Roma che ha insultato Ibrahimovic per gli insulti razzisti. È stato messo in galera un tifoso inglese, è stato messo in galera per 10 settimane si deve fare, o 10 giorni, non lo so. È stato messo in galera un tifoso per insulti razzisti su Facebook. Ascoltatemi bene. Amici Bellini, ascoltatemi bene, lasciate un like. Lasciate un like, perché? Perché quando noi cerchiamo, hai capito, di essere diversi, non so dire, devo cambiare schermata, vabbè, cambiamo schermata così possiamo fare il TVB. Quando noi cerchiamo di essere diversi, quando ci sfottono, quando ci vengono a punzecchiare, eccetera, eccetera, uno lo fa perché vuole anche migliorare il livello generale, perché voglio una community che sia di alto livello, e vabbè. Ma anche io lo faccio anche per tutelarvi, perché alcuni messaggi, quando si commenta sui video registrati, vengono filtrati in automatico da YouTube e io non ci posso fare niente, li dovrei sbloccare io manualmente quando li vedo, è un macello. Alcuni messaggi che vengono considerati offensivi.
Altri messaggi, per esempio nelle live, cose, passano. E se uno decide di controllare, e lo sapete che il canale non è che è controllato, ma è molto visto, è molto visualizzato, poi ognuno si deve prendere la propria responsabilità. Questo tifoso inglese è stato messo in galera per messaggi su Facebook ed era un live streaming della partita dell'Italia contro l'Inghilterra, quindi era un tifoso inglese che se la prendeva con i propri giocatori, probabilmente quelli che poi hanno sbagliato i rigori, eccetera eccetera, di colore, con frasi riguardose, razziste, eccetera eccetera, pigliato da una live, commento di Facebook, via. Quindi pigliamo questi esempi. Dico, non lo dico a voi perché voi lo sapete già, dico Italia, dico tifosi in Italia, nel mondo. Vogliamo salire, vogliamo crescere, vogliamo evitare, perché poi io leggo ogni tanto qualcuno che fa? Oramai ve la prendete no, e ce la dobbiamo prendere, perché a furia di dire questo che fa, che succede? Ma quando mai? Sono 4 stupidi. I 4 stupidi aumentano sempre, nessuno prende provvedimenti così e continuiamo ad avere cose di questo tipo. E poi capita una sessione di mercato dove Osimhen, prima di accettare, si deve informare se Napoli è razzista, perché l'Italia è considerata razzista. Poi la questione di Osimhen la riprendiamo per i meme di Osimhen. La riprendiamo per i meme di Osimhen. Mi sono dilungato, però è un tema che ci tengo moltissimo. A cui tengo moltissimo. Se invece si decidesse di far giocare Rachmani, allora Di Lorenzo a destra come al solito, Rachmani e K2 centrali, Juan Jesus terzino sinistro. Forse questo era un doppio messaggio, ne ho visto solamente il finale. Penso di non aver mai visto un tifo così tossico in qualsiasi campo, in qualsiasi tifoseria. Bravo Antonio, è una cosa generale, è una cosa un po' generale che sta prendendo una brutta deriva. Fai bene a dirlo in generale, è proprio così. Non migliora, non erano 4 stupidi, aumentano sempre di più. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Non è partita la cosa. Perché non parte? Ah, perché devo stare così. Se faccio così, no, addio. I fantasmi. Difesa 4, Zanoli, JJ, KK, Di Lorenzo. Ma in questa difesa tu stai adattando Zanoli terzino sinistro? Perché come li leggo da sinistra a destra? Oppure stai adattando Di Lorenzo a sinistra e Zanoli a destra? 3-0 del Liverpool? 3-0 del Liverpool? Non mi risulta, ma sarò in ritardo io. Ancora mi risulta 2-0. Juan Jesus ha bisogno di minutaggio, sì, quindi io centrale o terzino non importa, giocherà al 99-99, altrimenti come li accumula sono d'accordo. Un saluto a Falco75, Buena Vista Social Club, entro con i rigori, buonasera a tutti gli amici bellini e ai modi, a Valerione Nazionale. Ciao tesoro, siamo italiani, nel bene e nella cattiva sorte. In America l'FBI ha arrestato un gamer in diretta mentre giocava a Fortnite su YouTube per frasi focose che invitavano alla violenza. Ciamambarà. E se non ci viene dall'educazione dei nostri genitori o dagli amici o insomma da un fatto di cultura personale, sabbia a intervenire così. Non c'è niente da fare. I like, come stiamo? I like. Osimhen, mo parliamo degli Osimhen perché è un tema. Un abbraccio Diego. Esatto, esattamente. Annullato il terzo, ok. Mi fanno morire i meme che mette Victor, mi sa che sta sotto ad una ragazza, per fortuna riesco a capirli grazie agli utenti nigeriani che traducono su Twitter. Wayne, qua dobbiamo, allora mi devi aiutare pure tu. Forse devo cominciare a usare Twitter un pochino di più, perché io vado in grossa difficoltà con l'inglese che usa Victor, perché è un macello, è un misto tra inglese, nigeriano, linguaggio giovane, quindi mi pare si chiama Pingdin come tipo di linguaggio, che è un misto e quindi è pieno di errori anche voluti di grammatica, perché fa più ridere, e quindi faccio difficoltà a capirli, però è un tema e poi vi spiego il perché, poi vi spiego un perché.
Salite, salite. Salite! Apro la porta, salite. Pit Gin, bravo, bravo Federico. Siete troppo forti, ragazzi. Come siete forti! Sapete tutto, siete preparatissimi. Siete troppo preparati. No, Valeria, non è assolutamente colpa tua. È proprio un modo di comportarsi così. L'ultima ripartenza della Salernitana è dovuta a un errore di Zanoli. L'uccellino te l'ha detto Angela, e io a memoria ricordo che Zanoli aveva la palla, se l'è portata sulla bandierina e ha crossato distinto quando poi non c'era nessuno in area e si poteva tenere il pallone più a lungo. Non è che mo mi ricordo nello specifico se si poteva fare di più, ma non ci fossilizziamo. Bevo acqua, Esposito, bevo assolutamente acqua. Solo acqua. Sempre acqua. Perché non proviamo a vincere l'Europa League? Quando sento alcuni tifosi mi girano. Antonio, ma esatto. Ora, poi lo sappiamo che è difficile. Però stiamo dicendo che il Napoli quest'anno ha una squadra veramente forte. Magari non lunga, perché con i numeri l'abbiamo visto che la lunghezza della rosa così e così, perché tra infortuni, indisponibilità e utilizzo di alcuni giocatori non è la squadra più lunga possibile del mondo. Però se siamo forti, può essere pure che un po' di mazzo riesci a tenere la squadra titolare per molte partite senza subire tanti infortuni eccetera eccetera, tu potresti pure arrivare fino in fondo. Però ci siamo giocati la sconfitta contro lo Spartak, ci siamo giocati il pareggio contro il Leicester e adesso dobbiamo vincere tutte quante. Così. Iron Mike, io ti ringrazio tantissimo. Credo di sì, sai. Gange, Claudio, è una roba del genere, perché poi alla fine è uno slang che si capisce più all'interno di una comunità specifica, che in questo caso è una comunità più di rete, della rete. Attenzione al Verona, è una squadra tosta per domenica, è sempre Forza Napoli, sempre Antonio, e hai ragione. Vincere delle partite in Europa League porta money, ma non solo porta money, porta ranking, ricordiamoci il discorso del ranking. È colpa di Del Piero. Dell'uccellino, ok, ho capito adesso. Cosa ne pensi di un possibile Fabian al Real dato il contratto in scadenza? E questo è un altro tema che noi abbiamo introdotto qualche live fa, proprio con Guido. Tra l'altro vedo 2 like su Facebook, gli amici di Fan Rating. Se qualcuno sta ascoltando su Facebook o sul canale di Fan Rating o sull'altro canale, quello che non si dice, un poco viola, che non si dice che stanno ascoltando, scrivetemi un commento e fatemelo vedere. Un abbraccio forte. È brutto perché il Fabian di un anno fa magari uno diceva vabbè, però questo Fabian che stiamo vedendo in tutte le sue potenzialità applicate nel campo è un peccato proprio di Dio, è veramente un peccato di Dio. L'Europa League è una coppa importantissima perché vincendola abbiamo una coppa di grande valore in bacheca e ci qualifichiamo in Champions per i sorteggi in prima fase, ma assolutamente Pablox, oltre al fatto della coppa di grande, ma cioè noi abbiamo vinto la Juve, guardiamoci negli occhi noi tifosi del Napoli, poi magari con gli altri tifosi facciamo finta che, però guardiamoci negli occhi, noi abbiamo vinto pochissimo in ambito internazionale e se non era per dire veramente era complicato. Quindi tutte quelle che sono opportunità di crescere come società, andare il più avanti possibile, fare delle esperienze, capire cosa significa giocare una finale, giocare una cosa,
è molto molto importante, anche se devi arrivare in finale e perderla. E questo poi il piccolo passo che si fa per poi, quando arriverai in finale, per vincerla. L'Inter arriva in finale e la perde perché era un Inter che stava affacciandosi in una nuova come si dice, dimensione di grande squadra, perché ci vuole tempo, non si passa da 50 punti a 80 punti, e vale anche per i discorsi internazionali. Il quando, il concetto del quando. Davide che saluta tutti. I tifosi disonesti, rimane sempre il cammellone, il fatto di Fabian. Di basket non ne parli mai, qua a Napoli la Gevi entra di diritto nelle chiacchiere da bar. Kepler, non ne parlo perché ne capisco poco, lo seguo pochissimo e quindi mi dispiace dire stupidaggini o dire cose che ho sentito dire. Non seguendola vado in difficoltà, però fa piacere, insomma, che si sta comportando bene anche quel Napoli. Poi l'Europa League è più facile da vincere rispetto al campionato, 38 partite contro molto di meno di quello di Europa League. Su questo pure un altro discorso da fare che andrebbe approfondito. Più facile da vincere non saprei, è chiaro, nella continuità tu puoi far valere i tuoi valori, negli scontri diretti ti può capitare una situazione tipo qual era quella partita, era contro il Dnipro che ci buttarono fuori, aiutatemi voi nei commenti, con quell'arbitraggio, con l'infuorigioco eccetera eccetera. Capita, capito, l'episodio che tu non puoi recuperare, è male, e poi è male, quindi non lo so, è difficile tutto, è tutto difficile. Io di basket capisco pochino, appena posso guardo sempre. Amico mio, come non si può dire? Ce ne ho troppi. Sono della classe 1983. Sono della 1983. Sono nato il giorno dopo della morte di Maradona. Quindi il 25 novembre è morto Maradona. Il 24 novembre sono nato io. Quindi tra un po' faccio troppi anni. Non me lo far dire. Fatemi voi i calcoli. Penso che per puntare all'Europa League non bisogna avere chance di vittoria in campionato, ma quest'anno, visto come sta andando il campionato, la lascerei andare e concentrati su vittoria finale Serie A. Claudio, non posso essere d'accordo con te, perché tu lasci andare e poi lasci andare e poi lasci andare e poi lasci andare, poi succedono fatti in campionato, un paio di infortuni, così perdi la vetta, hai lasciato andare volontariamente e poi perdi il Filippo e il paniere, e non è proprio possibile come concetto. Allora fanno bene a chiedergli, perché poi da questo atteggiamento parte quella domanda: ma ci tenete all'Europa League? E Spalletti che dà da rispondere: non ci teniamo. Certo che ci tengono, e per fortuna si impegneranno per vincere. Poi se non vinci vale il discorso che stai facendo, come è successo all'Inter l'anno scorso. Io non credo che siano usciti dai gironi di proposito l'Inter, e nemmeno il Milan in questo momento, che poi fino alla fine nella partita di oggi hanno cercato di riacciuffarlo. Non si esce di proposito, si esce perché capita di uscire, capitano le partite storte, oppure capita l'avversario più forte. Nel momento in cui esci, allora fai il discorso: ci concentriamo sul campionato, abbiamo più tempo a disposizione per recuperare. Bene, annullato per fuorigioco pure questo. Like per Armando e Cesco Ita, benvenuto anche sulle altre piattaforme. Fa piacere, vedi? Grande Luigi, sempre clever Luigi Della Vecchia, che mi garantisce il suo supporto e io lo ringrazio sempre, però sempre con una frase che ci sta, e che è sempre una battuta memorabellina: se non donate significa che non ci tenete all'Europa League, quindi fate vedere. Vedi come state poi reagendo, ma come Rob, vi prometto veramente che appena riesco a riprendere fiato ripigliamo con le live anche di là, ve lo prometto proprio. Con chi ce l'aveva Spalletti a fine conferenza? Non le dare rette alle domande a sproposito. Non l'ho sentita, proprio questa non l'ho sentita. Ho sentito che a un certo punto dice alla traduttrice:
Dice questa puoi anche non tradurla, vabbè. Antonio, benvenuto. Dice alla traduttrice, dice questa cosa perché lui sta spiegando il fatto di Meret, puoi pure non tradurlo, ci interessa solo a noi, non interessa tanto ai polacchi. Quindi va bene. Abbiamo lasciato Sarri con il miracolo di squadrone che avevamo, abbiamo fatto la fine pensa oggi. Se dobbiamo perdere a Filippo e il Panaro, tanto vale giocarsi sia Filippo che il Panaro. Un saluto attore, buonasera. Buonasera, aspetta, avevo visto Francesco Perrone, il merch di Valerio Fluido, tra l'altro ringrazio anche Frank Parziale, anche lui ha ordinato la maglia che vedete in sovraimpressione, che impressione, gli arriverà a breve, devo farvi vedere tutti i selfie di tutti quelli che se l'hanno comprata, che bellezza, grazie mille ragazzi. Oplix però non è .com, devo aggiustare, è .shop. Hanno cambiato e non mi hanno avvertito. L'Hellas non ti fa uscire, marca uomo, aggressivo ed alto, risulta fondamentale Osimhen per i lanci lunghi, sicuramente risulterà fondamentale Osimhen anche per fare battaglia, per fare spazio per gli inserimenti, ci sarà... senza diventa complicata, già l'abbiamo visto con la Sanitana che senza facciamo più fatica. Facciamo un comitato per chiedere domande serie e non scontate a Spalletti. Mauro, sì, in questo momento sono offline perché sono live dalla piattaforma di fan rating e sto mandando in giro su tutte le varie piattaforme che però non sono tutte le mie. Stiamo sul canale Caffè Napoli 1926 ovviamente, ma siamo sulle altre piattaforme, sto lanciando il segnale su 4 di loro, ma risulto offline su quella la mia personale che prima o poi riprenderò, ve lo giuro. Ve lo giuro. Non posso, mi associo a una donazione di un mio compagno mod a caso. Non ti preoccupare. Oplix.shop, quello è valeriofluido.oplix.shop. Brava Rita. Lo introduciamo il discorso degli Osimhen. Allora, io vi dico, la vedo così. C'è stato una cosa... Caluccio insiste. Grazie amico mio, sono dell'89, vorrei vincere in Europa, perché poi tu quando il Napoli vinceva tu eri appena nato, certo che vuoi vincere in Europa. Io ero troppo piccolo per godermela a pieno, certo che vogliamo vincere in Europa. Io che sto all'estero, figurati quanto voglio vincere in Europa, perché sì, la Serie A è importante, interessante, così, ma nel frattempo sono saliti tutti gli altri campionati e c'è pure chi la Serie A non se la guarda proprio più e si guardano Messi nella cosa francese e si guardano Lewandowski nel campionato tedesco e si guardano Ronaldo adesso che sta pure nella Premier, come se avessero bisogno di Ronaldo. La Premier se la guardavano a prescindere, e Benzema che è vecchio, sappiamo che è vecchio, che continua a segnare a botto di 2 gol alla volta nella Liga spagnola. Insomma, è importante l'Europa, è proprio per far crescere anche il brand, perché poi come non cresce il fatturato, ma tu devi farli i nuovi tifosi. Se tu aspetti sempre i vecchi tifosi a volte non fanno bambini e diventa complicato. Pure tu, e allora vedi, questo è evidente, che noi la sentiamo ancora di più. E mi fa piacere, grazie, e mi fa piacere che comunque racchiudiamo un po' tutti, perché poi quando mi fanno le interviste, ma tu a New York, gli amici tuoi a New York come la sentono? Io non mi confronto solo con gli amici di New York, anzi a New York ce ne stanno pochi, ma ce ne sono molti in Germania, in Inghilterra, in Spagna, molti in America, sparsi per l'America, e poi tutto lo zoccolino duro che sta a Napoli, che ovviamente quando Napoli vinceva mio padre e mia madre non erano ancora fidanzati, vedi? Voi eravate piccoli, pensa a me che non ho visto proprio niente. Madonna mia, che tenerezza, Marietto, che tenerezza, veramente. Ti fa ancora più onore essere tifoso del Napoli, che non hai vinto niente nella tua vita. Parrebbe che Insigne domani non gioca perché vuole andare a Leghia. Semi-cheat, ci sta l'ironia, Nando, ci sta tutto. Ad Oslo, ne parlo da Oslo, il palazzo di vetro, certo. Un abbraccio dall'Italia a Caluccio, a tutti gli italiani all'estero,
per far crescere il fatturato, il brand deve crescere fuori dal tuo orticello ed è giusto. Tenete 20 like a volo. Non per me, sono per Polly, ovviamente. Scherziamo proprio. Vedete se vi capita. In tasca. No, la tasca interna. Sentite? No, si è fermato, è ambulante. Nella tasca interna, nel taschino. Vedi? Vedi Cesco che fa l'alternativo e segue dall'altra parte. Però dai, amici di Fan Rating, che è pure giusto. Amburgo, vedi? Possiamo farlo pure un mini censimento in live. Alberto, io ti vorrei rispondere sì. Ti vorrei rispondere proprio sì, è proprio l'anno giusto. Ma è troppo presto. È troppo presto per dire... Ma pure all'ultima giornata sarebbe troppo presto, vi rendete conto? Perché... della mia esperienza, della mia memoria, non c'era un anno più giusto di quello che abbiamo fatto con Sarri, perché oltre ad avere i punti e a fare tutte le partite che abbiamo fatto, giocavamo bene, cioè era proprio tutto bello e tu dici ma c'è un po' di giustizia divina, il Napoli che gioca così bene può vincere uno scudetto in queste annate, in questa cosa, e comunque per un motivo o per un altro, e metto tutto insieme, metto politica, metto arbitraggi, metto forza societaria, metto limiti dell'allenatore, metto limiti dei giocatori, metto tutto nel calderone. Per un motivo o per un altro non si è vinto. Ora io non so se questo anno il Napoli ha fatto questo salto di qualità, perché alcune cose ancora ci mancano e ci confrontiamo contro una rediviva Milano, contro un Milan e un Inter che sono tornati ad ottimi livelli, non sono schiacciasassi come era la Juve dell'epoca, e quindi noi abbiamo questa speranza di potercela almeno battere fino alla fine. Però non possiamo mai dire troppo presto per dire dai, questo è fatta, perché poi ci rimaniamo male. Allora per questo io vi dico godiamoci il percorso, no? Come dice la canzone, tu ti devi godere il percorso, al di là del risultato goditi il percorso, perché il mondo non è né bianco né nero. Ecco. Con Sarri al terzo anno eravamo proprio dominanti, anche Buffon ammise che avremmo dovuto vincere noi. Sì, lo disse così. Non mi ricordo. Ma come, tu esci di casa senza 20 like? Io non so in che mondo viviamo. Io personalmente credo che se quest'anno ci prendiamo qualche soddisfazione lo vedremo alla fine di queste 3 partite, 2 fuego, Verona, Inter, Lazio. Poi decidete voi quali sono queste soddisfazioni. Vince, è giusto, non dimentichiamo che dopo questo c'è, se non sbaglio, nell'ordine Sassuolo e Atalanta, quindi si può considerare quasi un ciclo di 4 tostissimo, dove anche le altre hanno degli scontri diretti, però noi dobbiamo veramente vedere a noi, e credo che sia d'accordo sotto questo punto di vista un amico che faccio entrare previa inserimento di cuffiette proprio per evitare i rumori, che è il nostro, permetto di dire il nostro, Guido Gentile. Buonasera amiche belline, amici bellini e anche Meta Universo. Meta Universo, ti ho appena mandato 6 file. 6 file subito, così continuiamo su questa. Sì, è piaciuta molto. Ti pregherei di, se è possibile, mettere online il file che ho chiamato ranking squadre. Ok, ranking, dato che io non vedo i titoli del file, quello che comincia con coefficienti per nazioni? Tanto o uno e l'altro non è un problema. Ok, perfetto. No, quello coefficienti per nazioni è quello nazionale, l'altro. Ok, l'altro? Trovato, perfetto, arriva subito. Ragazzi, è in diretta, quindi abbiate, ma lo siete tutti costretti, quindi la bontà. Non c'è fretta, noi siamo tra di noi, siamo tra amici. Eccolo qui.
Ecco, come sempre, siccome la mia faccia non è importante, mettilo più grande possibile. Così ci piace. L'ho scritto nell'articolo, ve l'ho detto a voce, tra l'altro non è un grande lavoro intellettuale, basta andare sul sito della UEFA ufficiale. No, vogliamo incominciare, no, voi siete tutti bravissimi, amiche e amici bellini, io lo dico nel meta-universo. Esatto. Abbandonare questa mentalità che non è manco provinciale, non è nulla, non è proprio né sportiva né calcistica. E Napoli è qua, come vi dissi, 23. Non ho preso le prime posizioni perché sapevo che non sarebbe entrato il file e perché comunque non ci riguardano, sono irraggiungibili. Ma è irraggiungibile l'ultima posizione della seconda fascia, che è il Borussia Dortmund, che ha 76.000 punti, tra l'altro sta vincendo, quindi va a 78.000 punti. Attenzione che l'Inter sta vincendo, quindi a 7.000 punti va a 9.000 punti, quindi a 58.000 punti. La cosa che vi dissi, l'anno prossimo il Napoli scalerà 10.000 punti, l'Atalanta 11.000 punti, l'Inter che non parteciperà alle coppe 0. In realtà adesso è male per l'Inter perché c'è un 0 in casella, l'anno prossimo è bene perché poche squadre nelle prime posizioni hanno 0, per ora nessuno, no? Poi c'è... Quindi l'Inter l'anno prossimo già ci ha scavalcato, se prima ancora della partita di stasera e prima ancora di finire le competizioni europee ci ha già scavalcato. Quindi il Napoli è già virtualmente in quarta fascia. Bisogna pedalare, il che significa che Champions, andiamo allo stadio, guidiamo Champions e poi ci lagniamo perché siamo stati sfortunati come il Milan, che ha in bacheca, mi sembra, 7 coppe campioni, qualche coppa intercontinentale, eppure ha un solo punto. È la squadra che sta dominando il campionato italiano perché ha 4 scontri diretti, di cui 3 fuori casa. Atalanta ha vinto, Bergamo, Roma ha vinto, noi abbiamo pareggiato. Juventus ha fatto 1-1 e poi ha vinto in casa con la Lazio, quindi è un 31 punti pesante rispetto al Napoli che ha solo 2 scontri diretti, però 7 Champions League, quindi ha più storia internazionale, ha più blasone, è in quarta fascia e ha un solo punto quest'anno, con tutte le energie che comunque starà sprecando. Allora questo qua non è un meme, è il proposito cioè, dei la memi. domanda è importante, voi ci tenete? È una domanda, no, non mi esprimo perché può sembrare indelicato nei confronti di 1000 colleghi, ma non dovrebbe esistere perché comunque quando si fa sport si gioca al meglio delle proprie possibilità ogni partita, ma soprattutto, come vi dicete, nel ranking UEFA contano 5 anni a scalare, quindi se noi quest'anno facessimo male, abbiamo pochissimi punti, lo vedete per ora, questo punteggio lo scaleremo fra 5 anni, ce lo porteremo come piombo ai piedi per 5 anni. Far bene, mettere un punteggio di 18-19 mila punti significa avere un bel pilastro messo a terra che invece positivamente te lo porti per 5 anni. No? Quindi lo vogliamo capire questo concetto di quanto è importante, a parte i soldi che te li danno in base alle vittorie, in base al market pool che viene calcolato in base a tanti parametri, anche di nuovo le vittorie, però noi siamo scesi, siamo 23esimi. La Roma non si vede, poi è più in alto di noi, la Roma, perché anche se è stata eliminata, come noi alla fine non l'ha vinto, sta facendo il suo percorso, quest'anno Mourinho penso vorrà arrivare fino in fondo, non la vediamo più, c'è la Roma che era moltissime posizioni sotto di noi, ci ha superato e ormai ci stanno per superare l'Atalanta e l'Internazionale. Quindi, insomma, io direi proprio di non unirci al coro, ma è importante, dobbiamo già. Poi domani perdi 10-0, malissimo, perché significa, così ci possiamo concentrare il campionato, perderemo l'uno e l'altro, non per malaugurio. Se fai vedere invece il ranking nazioni, sempre cortesemente, sì. E questo è un concetto, ma semplice, Valerio, ma proprio semplice come passami un bicchiere d'acqua, ma semplice ma importante, attenzione, è semplice nella lettura, non si può fare filosofia, non può essere strumentalizzato, non puoi litigare, però è veramente basilare. Cioè, le coppe europee le devi fare per prestigio, rumori per soldi, per blasone. Per esempio, quando mi mandano, e lo potete scaricare in PDF, no? Il comunicato della partita, cioè tutto lo storico lo storico di questa era è uno storico poverello, vieni sempre eliminato.
A voi casomai non interessa, ma i giornalisti internazionali leggono, e cioè tu non hai un peso, dice una squadra che arriva ai quarti, arriva in semifinale, no, è una squadra che viene eliminata sistematicamente ai 16 tranne Benitez. Questo è il ranking per nazioni, che è il ranking fondamentale perché poi stabilisce quante squadre puoi avere in Champions League. Le prime Esatto. 4 squadre. Siamo abbastanza in vantaggio sulla Francia, ma prima eravamo molto in vantaggio sulla Germania. Adesso abbiamo 2000 punti, però vedete, la Germania l'anno prossimo ne scalerà 9000, noi 17.000, la Germania ci ha già scavalcato, quindi siamo diventati l'ultima di quelle che hanno diritto a 4 squadre. Quindi la somma dei punti di tutte le squadre che partecipano alla Coppa, di tutte, quindi Europa League, Conference League e Champions League, non solo una, divise le squadre che partecipano, danno origine a questo ranking complessivo. Quindi in realtà va bene che l'Inter guadagni punti, l'Atalanta guadagni punti, è un po' darsi la zappa sui piedi, oltre che dichiaratamente stupido, provinciale e antisportivo tifare contro le squadre italiane all'estero. Dice, lo fanno contro anche il Napoli. Sono stupidità, in realtà per uno spirito proprio corporativo, non solo di blasone, ma proprio di utilitaristico per una nazione. È importante che più squadre italiane facciano bene, in modo tale da puntellare anche qui la terza posizione, che già non è più terza l'anno prossimo, salvo rendimenti meravigliosi da qui a fine coppe di tutte le squadre italiane, potrebbe invece scivolare in quarta posizione. La Francia è un po' attardata, però negli ultime stagioni il Paris Saint-Germain è arrivato quasi fino in fondo, anche la squadra di Garcia ha eliminato più volte delle squadre, quindi si sta erodendo questo vantaggio. Infatti vedete 7-7-7 sono le squadre che tu consideri per il ranking, la Francia ne ha 6 perché sono 4 più 2 più 1, le 4 in Champions League, 2 in Europa League e una in Conference League. La Francia non ha la quarta in Champions League. Sono concetti importanti che nelle trasmissioni, nei giornali probabilmente non interessano e hanno finito per non interessare ai tifosi, quando invece devono essere presi in considerazione perché sono importanti. Ultimo grafico, così poi facciamo il primo treno di commenti. Anzi no, facciamo già il primo treno di commenti, così abbiamo più ritmo. Ok, Fabio ci dice, e ringrazio per la donazione, vinciamo il campionato e siamo in prima fascia. Ora, al di là dell'augurio che ci auguriamo tutti, che succede oltre a quello che sposta il rendimento in Europa? La posizione, quanto sposta di punti la posizione in cui finisci? Se vinci il campionato sei, attenzione, è vero quello che ha detto, in prima fascia per diritto, quasi come se fosse un diritto di sangue, non per punti. Esatto, è come quando vinci la Coppa UEFA che ti porta in prima. Va bene perché avresti un sorteggio favorevole, però devi continuare a fare bene, no? Attenzione, se Napoli vince il campionato, viene eliminata dall'Europa League, fa solo 5.000 punti e vince il campionato, però attenzione, quei 5.000 punti ti rimangono. Ti sei salvato vincendo il campionato perché non vieni sorteggiato in quarta fascia, ma quel punteggio per il ranking vale. Le squadre vincitrici dei campionati diciamo maggiori, la squadra vincitrice di Champions League e la squadra vincitrice di Europa League non va a difendere il torneo ma va in Champions League, sono qualificate per i gironi e sono qualificate in prima fascia. Infatti ci fu un anno che il Liverpool ne aveva 5 di squadre, di cui 2 in prima fascia. Questo è vero, ma ricordiamo che poi non è che è una prima fascia che ti dà un bonus di punti, è una prima fascia che tu Guido, perdonami l'ignoranza, ma sempre per un discorso di ranking, a che turno possiamo permetterci di uscire quest'anno per evitare la quarta fascia l'anno prossimo? No, ormai con la qualificazione dell'Inter siamo condannati alla quarta fascia. Io ho fatto un calcolo che non potevamo andare al di sotto dei quarti di finale vincendo tutte le prossime partite e vincendo le une e perdendo le une ai quarti di finale. Purtroppo, essendo
un percorso lungo che valuta 5 anni, e io l'ho sempre trovato molto meritorio quello del ranking, proprio perché non è la meteora un anno buono, ma 5 anni io ti sto valutando un lustro e quindi c'è una certa continuità. Ci serve a questo punto noi per puntellare gli anni futuri. Noi a questo punto potremmo, per una serie di squadre che ci precedono, che non si qualificano l'anno prossimo, tipo un Arsenal nel Champions League, svangarci e essere proprio 23esimi, ma noi la terza fascia siamo sicuri, siamo condannati, non aspettate, e quindi non piangete, non seguite poi l'anno prossimo, qualora facciamo gli scongiuri, ci qualificassimo per la Champions, siamo stati sfortunati, no, ce la siamo chiamata in questi 5 anni dove non l'abbiamo disputata la coppia, la sfortuna, perché tanto 2 forti ci toccano. Esatto. Poi la sfortuna è che magari pure la terza è fortissima. I coefficienti per la Conference League sono minori rispetto all'Europa League? No, l'ho già spiegato. La grande sproporzione è che la Champions League rispetto alle altre coppe ti dà un grazie di benvenuto di 4.000 punti e un grazie di sei stato bravo di 4.000 punti quando superi la fase a gironi, che le altre coppe non ti danno, e ti dà un grazie di benvenuto quando già superi gli ottavi di 1.000 punti, oltre a... Gli altri punti si valutano e sono uguali per tutte le coppe: 2.000 punti per la vittoria e 1.000 punti per il pareggio, e 0 punti se è stato deficiente e perso per le sconfitte, e sono uguali a tutte le squadre. In Europa League il bonus di ringraziamento scatta ai quarti, c'è questa sproporzione enorme. Quindi infatti vedete l'Atalanta che ha lo stesso di fatto ha pareggiato 2 partite, ha persa una, ha vinto una. Perché ha quei punti più del Napoli? Perché ha i 4.000 punti di benvenuto per la qualificazione ai gironi. Vedrete poi le squadre che superano la fase a gironi, vedrete che sbalzo faranno di punteggio, perché avranno questi 4.000 punti di bonus. Ma le vittorie sono uguali, questo è l'errore, le vittorie in Europa sono 2.000 punti per tutte le competizioni, 1.000 punti per il pareggio, e 0 e torna a casa per la sconfitta. Dente avvelenato è proprio quello che stiamo spiegando, perché la Roma nel ranking UEFA è davanti al Napoli, perché sono andati avanti, perché hanno fatto una lunga Europa League l'anno scorso, e quindi hanno accumulato più punteggio. E certo, non solo l'anno scorso, adesso la Champions in cui arrivarono in semifinale. Cioè, non l'hai vinta, ma Valerio, c'è un fatto, no? Per fare un esempio, la Roma è 12esima, cioè 25.000 punti, 17.000 punti, 11.000 punti, 24.000 punti e 4.000 punti quest'anno. C'ha 2 bei pilastri. L'anno prossimo però scala 25.000 punti. Il Villarreal non è una favola. È vero che è una cittadina di 51.000 abitanti, più piccola di Lecce, che ha 89.000 abitanti, o di Brindisi, per dire, o di Perugia, per dire. È una Pisa, insomma. È vero che ha battuto il colosso Manchester United, ma andate a vedere, vedi, questa è la parzialità dei miei colleghi. Il Villarreal negli ultimi anni aveva fatto 2 semifinali di Coppa UEFA. Il percorso nello sport, il percorso. Si era fermato alla semifinale. La bravura è che tu in quella finale, boom, hai una pallottola, la spari e vinci. Però esatto. Non c'è arrivata per fortuna, c'è arrivata perché lei se l'ha giocata negli anni precedenti. Quindi era la terza semifinale che faceva, e alla terza semifinale è riuscita ad andare in finale. Poi la favola è che la vince, però è la favola di una che se l'è meritata quella favola. Non è che è capitato così per caso. È chiaro. Io vedo le italiane troppo indietro rispetto alle squadre europee, corrono il doppio, non mi aspetto niente da nessuno in Europa. Questo vi ho preparato una sorpresa domenica. Vedi? Urleremo di Europa League. ma uno deve godere, a parte l'Europa League è una grande competizione. Ma è bellissima, che scherziamo. No, la Coppa Italia ti fa guadagnare un sacco di soldi, e ADL si lamenta pure di quello, poi ti pagano per la vittoria, ti pagano se vai a fare la Supercoppa, che però per quest'anno stanno rinunciando dei soldi degli Emirati per non spostare Juventus-Napoli, quindi si farà a San Siro la Supercoppa. Non ci sono coefficienti UEFA per la Coppa Italia.
Volevo salutare l'amico, è un amico polacco. No, Ciao a no. tutti, non parlo italiano, ma voglio dire che sono stato a Napoli per qualche mese e mi sono innamorato della città e della squadra. I wish I could speak Polish to you, my friend. I know only bad words and I'm not gonna repeat them to you. I hope you can understand this. Dobra, bardzo dobrze. Kolego. Sì, sì, ma Tipo io amico. so quello che hai detto, non so se conosce l'inglese, ma penso di sì, i polacchi lo conoscono l'inglese. Sappiamo petanie, sappiamo che petanie significa domanda, sappiamo solo questo. Valerio, se vuoi sempre cortesemente mostrare Come alle amiche belline e agli amici bellini il file che io ho denominato confronti. confronti? Allora, è tra i giocatori, giusto? Sì, aspetta che Perché vedo ce dove. ne ho. Ti Sì, ripeto aspetta, che non. aspetta così vedo dove. No, il confronti è il primo file che ti ho inviato. Ok, perfetto. Ah, è vero, tu non vedi solo una Non ho i immagine. titoli, non ho i titoli, però c'ho l'ordine in cui me li ha No, inviati. vabbè, bene, così perciò mi tengo aperto questa finestra e so l'ordine, dico il primo. Perfetto, importante Ottimo, organizzare. ottimo. Nel frattempo ringrazio Michele D'Ambrosio, ma basta vedere il Siviglia, una squadra che praticamente gioca solo in Europa League, è un ranking da quasi top team praticamente, perché arrivano sempre fino in fondo. Grazie mille Michele. Richiamiamo questo file, lo ingrandiamo il più possibile. È lui? È lui. È lui, perfetto. Nel frattempo mi piaceva leggerti un complimento di Luca. Quanta scienza a Guido, è un vanto del nostro canale, dico nostro perché siamo tutti amici bellini e mi fa piacere sottolineare quando dici nostro, proprio tanto. Guido. Molto semplicemente, così, visto che insomma noi diciamo qualcosa e poi avviene, noi diciamo qualcosa e poi ci copiano, poi c'è stato un errore sul minutaggio di Insigne, poi ne parleremo. Questo è il confronto all'altro giorno, e quindi alla 11ª giornata conclusa, tra il roster, tra la rosa del Napoli. Chiaramente quello in zero in giallo, non è che erano cattivi, erano giocatori non acquistati dal Napoli, quindi non avevano minutaggio. Scopriamo alcune cose, tipo, vedete i falsi miti, che Insigne ha 19 minuti più dell'anno scorso. 19. Oh. Ok. Ok, che Di Lorenzo ha 4 minuti in meno, ma semplicemente che l'anno scorso qualche partita ha avuto dei recuperi più lunghi. Quindi Sì. di nuovo Superman, vi potete divertire a vedere effettivamente i giocatori che sono stati utilizzati di meno, come Mertens, che è quello che ha il crollo maggiore, 692 minuti in meno. Gulam, che già giocava poco, ne ha 119 in meno. È interessante appunto vedere appunto l'utilizzo della rosa confrontato con l'utilizzo della rosa dell'anno scorso, e vengono a cadere ancora di più dopo i grafici che ho fatto vedere l'altra volta, i luoghi comuni. Questa è la rosa più ampia, più bella, più buona. Io ripeto, non mi permetto di giudicarla perché è una valutazione qualitativa, lo chiamiamo in statistica, e non quantitativa, e quindi io potrei dire che Gulam è più forte terzino di tutti i tempi, un'altra persona dice no, questo e questo e questo, e una persona potrebbe anche dire che il Francini del Napoli dello scudetto è più forte di Gulam, ma comunque gli dava delle emozioni che non gli dà. Chi ha ragione? Tutte e due hanno ragione. Io però posso dire che Gulam fa 3 minuti e lì ho ragione solo io. Forse da questo giornale esce un minutaggio di Insigne che non è da nessuna parte. Io ho provato a calcolarlo in tutti i modi possibili. Era secondo me interessante vedere questo, perché ci sono delle conferme, delle costanti con qualunque allenatore. Potrei far vedere anche con Ancelotti, poi diventerebbe un po' noioso. Vedete, insomma, con Koulibaly ha 14 minuti in meno, ma insomma non avete gli stessi numeri di recuperi oltre anni. Però questo caso Insigne che sta montando, saltò una partita l'anno scorso, ed è nulla, perché Insigne sta avendo lo stesso utilizzo dell'anno scorso. Semmai c'è una leggera accortezza nella salvaguardia per qualche sostituzione, qualche minuto in meno alla fine partita,
perché non ha più i 24 anni della maglia che porta, ma ne ha 31. E tu ci Sai metti qual è, no, scusa, sai e qual è ci metti più tempo interessante a il numero? recuperare. Prego, Più prego, tempo a fine. recuperare, sicuramente. Uno dei numeri che, così, guardandoli un pochino tutti, quelli di Lobotka, cioè c'è giusto una partita di differenza. A testimoniare che l'anno scorso Lobotka all'inizio comunque rientrava, perché io lo ricordo, rientrava nelle sostituzioni ed entrava nei secondi tempi, quando all'inizio il Napoli utilizzava anche Fabian Zielinski a 2 a centrocampo, e poi piano piano entrò ovviamente col tempo Bakayoko, ma Lobotka entrava nelle turnazioni, e poi invece quest'anno ha cominciato e poi è uscito per infortunio. È molto molto interessante, sembrano numeri freddi, ma sono quelli che poi alla fine ti spiegano una serie di cose che non vengono notate. Eh sì, e ti spiegano anche una serie di studi e comportamenti degli allenatori che non sono come stanno dipingendo. È già finita, ragazzi, vi do una brutta notizia: la luna di miele a Napoli è già finita. Quella di Spalletti, se vi fate un giro di tutti gli articoli di molti colleghi, insomma, e sono già 3 settimane, oggi ho letto delle cose, anche dei battibecchi tra colleghi che non nominiamo, noi nominiamo quelli bravi, è già finita. Cioè, prima ancora di sconfitte e cose, quindi aspettatevi il più tardi possibile, uno si spera, no? si augura una sconfitta, ma aspettatevi il plotone di esecuzione, è già lì con i fucili puntati. Pensate, è finita con un Napoli con 10 vittorie su 11. Che pensa un po'. Sì, in effetti lo stiamo vedendo. Felipe Leggieri ci dice: il Napoli è la squadra che meno ha corso nell'ultima giornata, 101,5 km, forse complice un tempo effettivo di gioco molto basso. Spero che Spalletti abbia una strategia sulle rotazioni a corto e lungo termine. Guido, questa cosa dell'effettivo ne stavamo parlando. Poi mi ha anticipato la sorpresa di domenica. Faremo proprio i confronti con partite, che cosa. Sì, Napoli l'ultima partita, possiamo dirvelo con precisione, ha corso 101 km 232 metri e il tempo effettivo è stato 22,50 nel primo tempo e 17,13, 17 minuti e 13 nel secondo. Quindi quello che dice questo amico Bellino è corretto. Pensa un po', non si dicono in trasmissione, è assolutamente corretto. Ma poi vi farò vedere uno studio che vi fa capire che quella famosa frase, detta tra l'altro da 2 allenatori di 2 sport diversi, e la vedremo anche nel girone di ritorno, non era campatinaria, perché poi gente che vince trofei ha la capacità in una frase di sintetizzare concetti molto complessi, non è che arrivi a quei livelli così alti. Se vuoi far vedere per sfizio, sì. Aspetta che devo aprire la tua schermata. È il secondo file che ti ho mandato. Adesso non te lo chiamo più per nome perché effettivamente tu non hai il nome. Perfetto. Io adesso mi sposto così con una Brabham. Questa è la futura formazione. Praticamente sì, è difficile sbagliare. Eccoci qua. Io vi ho messo anche Gaetano per la precisione, che poi è stato ceduto dopo la seconda giornata. Palmiero, che era questo è un tocco di classe. È un tocco di classe. Era convocato ed era in panchina, e adesso non è più convocato, è tornato in primavera, però per diciamo la precisione erano presenti. Tra l'altro Gaetano ha fatto 21 e 5 minuti, quindi sarebbe scorretto non segnalarlo. Noi diceva, vabbè, solo perché sono 5 minuti. Questi sono i minuti in campionato con le presenze. L'altra volta lo rivediamo aggiornato, perché dopo che con Valerio in diretta facciamo questa novità, è uscito proprio un articolo su uno dei giornali più importanti d'Italia, che appunto su questo caso Insigne è il terzo, non è il terzo, infatti poi ti faccio vedere un'altra classifica, giocatore più impegnato del Napoli. C'era un minutaggio che non corrisponde né al minutaggio del campionato né al minutaggio, il prossimo file che vi farò vedere Valerio, quello complessivo
dove c'è tutto, no? Vabbè, dicevo adesso che pesantezza, sono solo numeri, però io potrei permettermi di dire, se uno sbaglia una cosa così semplice, perché poi gli dovrei darti retta per cose più complesse? Esatto, esattamente. Se puoi far vedere l'ultimo file che ti ho mandato, proprio l'ultimo cronologicamente. Sì. Allora, eccolo qua. Salva. Che è molto utile secondo me, a mio umile e modestissimo avviso, per incominciare a ragionare. Sì, è perfettamente questo, grazie Valerio. Questi sono il campionato, Coppa UEFA, Coppa Italia per ora non si è disputata per il Napoli, le altre squadre hanno fatto dei turni preliminari, nessuna partita. Ve li ho messi però in ordine alfabetico, se volete poi ve lo faccio per ordine di minutaggio, solo perché così è più facile da vedere. Perché poi uno non si ricorda, però Di Lorenzo in realtà, avendo fatto pure 303 minuti in Europa League, i minuti sono già 1354, no? Sì. Non è che è chiaramente come c'ha più minuti di Koulibaly, no? Perché per l'espulsione è stato... Quindi qua vedete il minutaggio a ieri, prima di disputare la partita di giovedì, di tutti i calciatori del Napoli, dove ci sono chiaramente 4-5 giocatori già che hanno più di 1000 minuti, ci sono giocatori che non arrivano a 300-400 minuti, però questa è la rosa, cioè Demme, che è chiaro che è stato infortunato, però a 139 minuti rispetto a un Fabian Ruiz che 1249, ragazzi c'è una sproporzione incredibile, però non sono robot, cioè noi parliamo di qualcosa che il giorno dopo tu comunque devi fare allenamento defaticante, gli altri no, cioè Petagna alla fine ha giocato 186 minuti e tra l'altro è entrato in 2 azioni fondamentali, il gol del Genova su Uo e il gol, la traversa sua della partita della Sanità, cioè in questi 186, anzi 112 in campionato, per dire, hanno fruttato 6 punti, per dire. Quindi da un punto di vista qualitativo sono minuti pesantissimi, però Mertens solo 200 minuti, no? Mario Rui è sempre lui, no? In questi luoghi comuni. Valerio lo faceva per scherzare, né per offendere né per semplificare eccessivamente il calcio. Scemo, chiaramente non come un insulto quando noi diciamo a Napoli, non diciamo quello, e sono arrivati a 1062 minuti. Vedete i terzini del Napoli, Malquit 151 e adesso non sarà presente il campionato, Gulam 3, Zanoli 9, cioè, quindi io invece vedo l'altra volta il campionato, ma se voi sommate il minutaggio di tutte e due le competizioni, i 2 terzini quanti minuti hanno accumulato sul groppone, quanto poco, ancora di più, quanto è più alta invece la forbice con i loro compagni di squadra e compagni di reparto. Secondo me era interessante proprio vederlo fisicamente, graficamente, adesso quello che io vi dico, in modo tale che si fissa in mente con più precisione. Assolutamente, perché se tu dai anche un colpo d'occhio senza andarli a vedere, quando i numeri diventano a 4 cifre, esatto, ti rendi conto proprio a colpo d'occhio che sono, tra virgolette, giocatori difficili da sostituire. Ora, al di là delle presenze degli eventuali sostituti che hanno avuto meno minutaggio per gli infortuni, adesso che li abbiamo recuperati, Demmelo, Bot, eccetera, eccetera, comunque abbiamo visto che Spalletti ha scelto ancora Fabian Ruiz e Anghissà, e fanno parte di questi giocatori a 4 cifre e vediamo quelli là praticamente fondamentali, insostituibili: Anghissà, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, poi abbiamo Koulibaly, Mario Rui e basta. Cioè questi qua non hanno a tutti gli effetti, poi c'è subito a scalare Osimhen che quasi raggiunge i 1000 e Insigne, però questi qua in particolare ci dovrebbero far riflettere quando si dice la rosa lunghissima, la rosa più ampia. Però Valerio, sì, infatti sappiamo l'importanza di Osimhen, però sai, 1354 e 915 sono 400 e passa minuti di differenza. Stiamo parlando del fuori classe, l'uomo che sta spaccando il campionato.
Cioè anche lui c'ha 400 minuti di differenza, che sono tante partite, sono 4 partite piene più recuperi. Hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Però, ecco, attenzione, io sto portando graficamente quello che è l'utilizzo delle rose. Non sono né condannando il giocatore, assolutamente l'operato di un allenatore bravo, lucido e in gamba come Spalletti. Stiamo semplicemente contestando i luoghi comuni che noi leggiamo spesso sui mezzi di comunicazione di massa. Questo è un messaggio che deve essere chiaro. Non è un messaggio contro la società e l'utilizzo della società, è che ci vengono raccontate a volte delle cose che poi graficamente, lo state vedendo, non corrispondono alla realtà. E qua, giustamente, la reazione del nostro amico Sertom che dice Elmas ha giocato più di Lozano, wow, Sì, cioè, wow. tu non ci pensi magari, però si accumula perché è sempre la prima scelta, non c'è partita dove non lo fa entrare perché si fida molto dell'impatto. Vedi, questi numeri poi ti fanno... Sono intuizioni di Guido Gentile che diceva un giocatore sono 2 anni quello che su cui puntare, uno che può crescere. Non sappiamo che ruolo gioca, è tutti contro Elmas, sono 2 anni che anche quando Carlo giocava De Napoli Pelli. perdeva 2-0, una squadra tutta scommetteva, entrava lui per salvare un po' la baracca, manco fosse Maradona che entra lì, e 4. Io devo capire perché poi non lo voto. Il 4,5, il 5 che hanno dato dei siti a Rachmania nella partita con la Salernitana e il 7,5 di alcuni giocatori. Capisco il 4 che ha preso Mertens e che poi Spalletti ha sbugiardato tutto perché ha detto si è mosso bene, poi ha detto se ha l'apporto dei compagni, c'era proprio Zelischi, chiaramente se l'ha abbracciato, ha detto dove vai, però è anche giù, infatti Spalletti non è che ha detto sarebbe falso, grandissima prestazione, è al di sotto, lo sappiamo, della sua qualità, dei suoi standard, perché, però non è stata questa prestazione disastrosa che Elmas è un giocatore che sono 1 anno e mezzo viene massacrato, ma se un allenatore come Spalletti lo sta utilizzando e tra l'altro se gli fai i complimenti per l'impegno durante la settimana, quelle sono attestazioni importanti, che significa che durante la settimana questo non si sta fumando la sigaretta in panchina. Esatto, il famoso sesto uomo con un gergo. Ci piace Michele. C'era una domanda di Fabio che ti chiede, Prego. e questa è bella perché ci dovrebbe far capire poi la differenza della qualità della rosa. Se il Barca, il Real, il City, il PSG giocano sempre con gli stessi e non si creano il problema del minutaggio, come mai dovremmo crearcelo noi? Lo spiegai 1 anno e mezzo fa. Lo ridiciamo perché la domanda è importante e lo raccontò in quell'articolo lunghissimo, erano 7-8 pagine, Rafa Benitez, ma lo disse anche Ancelotti. Ci sono certi giocatori che per capacità tecniche, anche per struttura fisica, non è che siamo tutti uguali, e anche proprio ormai per esperienza, per test, riescono a reggere con standard altissimi i 3 appuntamenti settimanali dove tu sbagli pochissime partite, ma non guardando l'avversario, quindi che fai i calcoli, no? Siccome col Chievo, no. E questi giocatori, disse Benitez, costano. E non è che costano i top player, questi termini a cavolo che uno deve buttare, costano proprio perché ci sono tante componenti che vanno prese in considerazione. Altra cosa che ha detto Spalletti qualche giorno fa, quando io vi avevo detto in un giocatore si considerano aspetti tecnici, fisici, recupero, suo stare con i compagni, ma purtroppo a volte anche la vita privata, il suo carattere. Invece uno vede il tiro a giro non mi riferisco adesso a Insigne, no? Per dire. E non è, se no sarebbe troppo facile. Tu c'hai il giocatore che fa il miglior tiro a giro del campo, prendo quello. Non è YouTube il calcio. Che tu, su YouTube, anche Valerio, facciamo un filmato, prendiamo in 1 minuto e mezzo le cose migliori che fai in una partita disastrosa e sembra un fenomeno. Non è il calcio YouTube, ragazzi. Cioè YouTube siamo noi che ci chiacchieriamo, eccetera, e tra l'altro senza tagli. Quindi costano. Tu non puoi paragonare quei giocatori. È molto utile, Fabio può andare, vedere le grandi, queste mi mancano, competizioni dal vivo, perché ad esempio tu vedi questi, ma io vi parlare del calcio della palla, cioè di quando tu senti calciare la palla. Se tu vedi Real Madrid-Napoli, Napoli-Real Madrid, che noi abbiamo spezzato le reni, non è vero niente, vedevi i cambi gioco,
e i passaggi di questi giocatori, ma anche col PSG, cioè questi facevano passaggi di 60 metri, 50 metri sul piedino preciso, e noi 2 metri indietro che devi tornare indietro. Cioè quella qualità la paghi. Poi anche un Marcello adesso è a fine carriera, noi ancora non ce l'abbiamo. Non è detto che alcuni giocatori tipo Fabian Ruiz non lo diventeranno, quindi non è una questione che non è impossibile, perché anche Messi giocava 60 partite. Che carriera ha fatto Messi e che carriera ha fatto Insigne, perché lì è un fatto veramente di, oltre che chiaramente di recupero fisico, ma di testa. Poi ci sono proprio i fenomeni, ma anche i fenomeni, ve la raccontai, ve la riracconto, perché la raccontò Ancelotti questa cosa, quindi è un suo racconto diretto, so, che voi sapete che il centro sportivo nuovo del Real Madrid si trova, l'hanno venduto quello vecchio e costruito questo nuovo a 1,2 chilometri, manco 2 chilometri dall'aeroporto, proprio perché te li posso portare i numeri delle raserie in 2 minuti, perché c'ho i file, mi serve tagliarlo e mandarlo a Valerio. Ne uscirebbero delle belle di qualunque anno, per comodità. E Cristiano Ronaldo ha appena fatto una doppietta, mi sembra proprio col Bayern Monaco in trasferta, quindi un mercoledì, invece di tornare a casa, e Ancelotti disse, insomma, torna dalla compagna, che è una donna, insomma, una modella bellissima, si fece quello che adesso, insomma, tutti sanno, non so, 40 minuti di questa terapia del ghiaccio, perché ti permette di recuperare, che non è facilissimo. Su stare nel ghiaccio 5 minuti già è difficilissimo. Lui sta un minutaggio impressionante, perché dimezza o trimezza i tempi di recupero dell'affaticamento muscolare. Cioè, tu hai delle persone, tu ce lo vedi quello là, noi abbiamo la foto di questi sitacci nostri, quello lì dopo la partita è andato dal panino, non voglio nominare questi bellissimi realtà enogastronomiche napoletane, ma quello si è andato a fare la terapia del ghiaccio e quello è andato a mangiarsi il panino da ristorante, perché poi lo paghi poi quei milioni, è arrivato a 36 anni, non difende Cristiano Ronaldo, non è il mio giocatore preferito, però è un cecchino incredibile e fisicamente ci sono giocatori a 24 anni che non stanno bene come lui, poi non ha la stessa velocità. Quindi i giocatori di un certo livello si pagano, e si pagano perché arrivano a quei livelli non per caso, e quei livelli non è solo appunto il tiro preciso. Se mi dai un minuto ti posso portare un esempio di Sarri, è stato richiesto, facciamo, se piace, questa metodologia di rapporto. Sì. Vai tranquillo, leggo un paio di messaggi. Ringrazio Lucas, buonasera Valerio e Guido, vi si vuole bene, sono contento di essere stato nei primi 1000 follower, sono un tuo grande sostenitore anche se non sempre presente per via del mio lavoro da pizzaiolo, ti stimo, grazie mille Luca, sempre God bless e lavora alla grande. Volevo aggiungermi al discorso di Guido quando si parla dei top, no? Si fa il famoso discorso dei top player. Oggi Spalletti ci ha insegnato una cosa che avremmo dovuto sapere già, ma ce la ribadisce bene. La somma delle valutazioni, no? Quindi una serie di variabili che poi portano l'allenatore a scegliere gli 11 in campo. E quindi abbiamo la possibilità di infortuni, gli altri calciatori che ci sono nella rosa, e quindi tu devi anche rispettare se uno sta al 60% e quello in panchina non si sente scelto nemmeno quando il titolare sta al 60%, può diventare un problema, e la valutazione degli altri impegni, e quindi rientra, no, il discorso di far giocare sempre i titolari. Ve lo ricordate? Tutti voi ve lo ricordate sicuramente. Callecon era un giocatore incredibilmente integro che non ha saltato una partita. Se noi potessimo vedere i numeri di Callecon probabilmente avremmo quasi i numeri di Di Lorenzo, se non... ma adesso vi arrivano, non vi preoccupate, devi dare proprio il tempo tecnico. Vai tranquillo. Nei numeri di Callecon tu vedi i numeri a livello di presenza e di resistenza fisica e di presenza fisica dei grandi top, ma ti parlo probabilmente dei top a livello di Messi, a livello di Lewandowski, a livello di Mbappé, di questi qua.
Poi, se a questi numeri di grande resistenza fisica ci aggiungessi freddezza sotto porta, la capacità di personalità di cambiare le partite e di influenzare anche quelli che sono i tuoi compagni, e l'assist, la tecnica e il dribbling, automaticamente avresti un giocatore che non che dal Real Madrid passa al Napoli, ma che dal Napoli passa al Real Madrid. Questa poi è la differenza. È chiaro, mi si parlava anche degli esempi italiani, perché quelle all'estero sono più complicate da paragonare con noi. Se io penso all'Inter, l'Inter dell'anno scorso ad un certo punto si è affidata a uno zoccolo duro di giocatori che giocavano sempre. In Italia questi qua bastano e avanzano probabilmente per fare il percorso netto, se gli va bene. Dopodiché è chiaro che quello che più ha performato, che era Lukaku, se lo riprendono e se lo riportano in Inghilterra, perché ha raggiunto di nuovo quella forma accettabile per fare la differenza anche in Inghilterra. 3. Ok, lo prendo subito. Callejon, quante partite ha saltato Callejon? 0, te lo anticipo. Non ha raggiunto manco le 4 ammonizioni, all'epoca erano 4, non 5 per la squalifica. È stato talmente bravo e corretto che non ha saltato manco una partita per squalifica. Allora, meraviglioso. E qua è più lungo perché sono 38, quindi... Certo. Allora, se io la streccio così... Ovviamente verde è quello che vale per Anguissa, giocatori che non erano acquistati dal Napoli sono stati acquistati nel mercato di gennaio, tra l'altro mai giocato Mashash e Milik, e grigio esatto. L'infortunio. Il Napoli ebbe solo 2 infortunati, 2 crociati, Gulam e Milik. Poi fu una stagione particolarmente fortunata, che se poi vi mando quella di Gattuso fu un dramma quella di Gattuso, però Gattuso quel serino ve la posso pure mandare, è un dramma quella dell'anno scorso, cioè vedete grigio dappertutto. Grigio è infortunio, infatti vedete quanto è lungo quelle da strisce, perché sono due crociati, e quello di Gulam fu il crociato e poi la rotola. Mamma mia. 3.387 minuti con 38 partite su 38. 3.232 Koulibaly, che ne saltò un po' di riposo 3. Allora, quelli che arrivano oltre i 3.000, vedo, ci sono Callejon ovviamente, poi c'è uno Yusai a 3.200, Insigne e Koulibaly, sì. Esatto. Come vedete, ci abbiamo ancora un terzino che le deve fare tutte. Non era Di Lorenzo, era Yusai. Esatto. Allora sinistra, vedi che poi i numeri sono freddi se li vuoi lasciare freddi, ma se li vuoi analizzare e confrontare, è stata bella sta cosa che ti ha chiesto Luca, perché ci fa riflettere su tante cose. Vi mando, mi potete mettere a piangere a questo punto, non mi è stata richiesta, però ve la mando io. E Mertens, bravo Losco, perché poi venendo meno anche Milik, Mertens poi ha raggiunto ampiamente i 3.000 anche lui. Sì, però. Che sono i numeri del portiere, diciamoci la verità, cioè sono i 3.000 di Reina, è quello per questo. Te la chiamo, se non si iscrivono al canale, Guido, sono completamente pazzi. Valerio, anche se tu non leggerai il file, questo file lo chiamo Gattuso out. Ok. Vai. Chiaramente Mister Gattuso, noi vi vogliamo un bene, massima stima, e l'ironia non è rivolta a lei. Lo so che poi prima o poi pure guarda. No, ma sia poi prendono, perché poi lamentarsi da sfigato, quello è vero, ma ora che vi mando il file dici, oh mamma mia, non ce lo siamo dimenticati com'era. Certo, perdere Gulam per quel crociato fu una mazzata, più di Milik, perché poi Mertens segnava l'ira di Dio, quello faceva. Esatto. Rispondo
Rispondo No, a Fabio. sì, come no. Nel frattempo che tu mi mandi quest'altro file, ho notato una cosa: Di Lorenzo non ha mai riposato, è ok, ma più gioca più pare migliorare. Sarà struttura, sarà bravura, sarà perché non si ha un sostituto, ma comunque questa impressione. Fabio, Occhio, l'anno scorso un giro di ritorno crollò. al di là di questo, che fa bene Guido a ricordare, perché poi io ricordo dei passaggi specifici, Guido, che sono ancora dolorosi. È Fabian che te l'ha passata troppo avanti e quindi ha sbagliato il passaggio Fabian, o è Di Lorenzo che non ci è arrivato perché non ce la faceva più a raggiungere il passaggio di Fabian? Questo poi ce lo dobbiamo sempre chiedere. Però potrebbe anche essere che Di Lorenzo ha quella struttura fisica che ha un Callecjon, che può resistere per 38 partite se le fa tutte e non si infortuna, che poi, ragazzi, performare non significa essere in campo, nel senso che poi devi essere lucido nel calibrare bene il tiro, nel calibrare bene il cross, nel fare la diagonale al momento giusto, la rimessa laterale, che hai la lucidità di farla in avanti invece che dietro. Le ricordiamo tutte le cose. Quindi ripeto, è meglio che facciamo riposare. Poi vediamo. Allora ti ho mandato Gattuso. Ok. Che sì, vedo Bakayoko come primo giocatore, quindi è questa. Eccolo. Allora togliamo Sarri da mezzo, lui, l'albergo e tutte. Eccoci qua. E qua c'è una leggenda in più, perché purtroppo è cambiato il mondo. C'è anche l'indisponibilità violenta Per Covid. Quindi quella grigia è per infortunio, quella gialla per squalifica, quella verde non era un giocatore del Napoli, quella arancione quando è ceduto invece a gennaio, quella giallogna la terza giornata, perché che è un giallo diverso, e perché è vero che è la terza giornata, ma si è disputata dopo Juventus-Napoli, prima di Napoli-Juventus, quindi a me serviva ricordarla, perché poi io ho un file all'interno di quelle partite ipertestuale che mi dà altri numeri, altre variabili. È una mia precisione estrema. Io me lo ricordo, però metti che uno potrebbe anche dimenticarselo, per spiegare che c'è questo colore, che è un giallo che non è il giallo pieno dell'ammonizione. Ammonizione perché tu sai che quando raggiungi 5 cartellini gialli salti per cumulo di squalifica, oppure puoi essere espulso, la volta dopo salti la partita, e quindi quello è saltare per squalifica. Grigi ovunque, grigi e viola ovunque. Soprattutto al ridosso della parte mediale, dopo praticamente l'infortunio anche di Mertens, ci fu proprio che Osimhen era già infortunato, la squadra fu spremuta al massimo. Infatti se uno va a vedere in Europa League alcune partite, vedete che Napoli praticamente aveva 11 giocatori convocati più 4 primavera, non aveva manco un ricambio da fare, aveva un solo ricambio. Sì, è stato un anno particolarmente sfortunato, ma anche quando tu vedi ogni 3 partite un giallo, 4 partite, quindi è difficile che poi tu recuperi subito la forma, se poi di nuovo praticamente è stato un anno, cioè fare 43 punti nel girone di ritorno, diciamo che 45, forse anche 46, perché col Cagliari e Napoli l'ha vinta la partita, è stato proprio un orrore arbitrale, no? Col Verona no, tu dici, io prima non dico, perché non sai se col Sassuolo tu vinci, poi non dai il meglio, però a fine campionato, agli ultime 2, quella partita ormai l'hai vinta e l'ultima vai di default. Non è stata una stagione facile per proprio la composizione della rosa. Poi questo qua in salmone, se vogliamo, sono i giocatori che sono stati venduti a gennaio. Sì, è Marquis, che però era con diritto di riscatto che non è stato riscattato. L'Oriente c'era invece in presenza, e quindi anche se non fosse stato riscattato comunque era a fine contratto. Fabio integra, l'anno scorso non c'era Calzona, però è un tecnico di panchina, non va in campo. Esatto, però questa cosa noi ne abbiamo parlato con Guido anche in privato, il fatto che noi accennammo l'anno scorso con la petizione, insomma, di avere più figure in società, di cercare di delegare, avere più specificità
proprio nell'ambito delle figure in società. È tornato un team manager, che è pure una figura importante, anche se lui a questo punto non è secondo Calzone, ha un ruolo specifico nella preparazione della difesa, comunque un ruolo in più in organico che serve, perché l'allenatore ha bisogno di 4 occhi, 6 occhi, quindi va bene, solo che qua parlavamo degli uomini in campo, perché poi poi domenica, se a caso gradite la presenza, mi posso sbizzarrire, c'ho anche un grafico su l'impegno economico dello staff extracalcistico, ma ci sono dei grafici economici, lì però si va nel raffinato e nel cervellotico. Ma questo non è di quest'anno, è dell'anno scorso. Ma a maggior ragione, Guido, perché Gattuso ha rovinato Meret. Ti sei scordato? No, per dire. Sono Meret in 2111, Ospina 1529. Come vedete, non è manco questo, non lo possiamo definire effettivamente un luogo comune, è semplicemente un errore. Però la domanda che io mi faccio, e me la faccio sia da giornalista che da spettatore, se tu mi sbagli una cosa che è semplice, ci vuole semplicemente un po' di pazienza, un po' di organizzazione, quello che facevo, non è che te lo dico proprio con molta onestà, sono alte le mie valutazioni intellettuali, dove uno può dire qua sei stato bravo, oggettivamente. Però se tu me lo sbagli, allora o sei disattento o superficiale o c'è dell'altro. Quando questa cosa si ripete non va bene. Io ormai molte cose me le faccio per me e quindi non seguo determinati colleghi, se permettete, perché so che le mie sono fatte bene e quindi la domanda di Domenico è fidati che i miei sono fonte, l'abbiamo già detto, Lega Serie A Team, eccetera, quindi non... Tra l'altro ti segno la partita in minuti, compreso il recupero, quindi... c'è anche una indisponibilità di Gulam e Mario Lui alla 7ª giornata, quando furono messi in punizione ST, no? Scelta tecnica, se tu vedi aspetta, però siccome non era mai successo, non sapevo che colore metterli, non volevo la 7ª giornata, ma per precisione vedete c'è un Gulam, ve lo ricordate? Furono messi per scelta tecnica, e lui lo disse, Gattuso, non si sono allenati bene, però vengono e vanno in tribuna a guardarsi la partita. Quindi sì, a fine campionato, e tra l'altro non 10 minuti in più, Meret ha accumulato 600 minuti e passa più di Ospina, però da New York Valerio Fluido è tutto. Io la chiuderei qua, perché poi sì, io posso anche andare via. Se tu vai nella grotta. Io vado nella grotta. Saluto Ludovica e Marco Borriello ti chiede se conosci Alfonso Davis. Non ho mai visto niente di simile, corre come tutta la Serie A, non sto esagerando. No, interessante come giocatore. Tra l'altro preso giovanissimo, preso in Canada, una roba interessante, come no? Ma vedete, i profili, io ve lo dissi che Napoli dovrebbe seguire, non è le cose irraggiungibili, top play, giocatori medio-alti. A noi servirebbero 5 Callejon, non a fine carriera, cioè questi giocatori che hanno anche tra l'altro una compostezza fuori del campo, che ti garantiscono 6 anni di medio-alto livello e una stella, poi ne aggiungi un'altra. A me sparare nomi, lo so che vanno molto di moda, cioè i sogni ci devono essere, ma devono essere dei sogni che ti danno anche una gioia raggiungibile, altrimenti, ripeto, troppo esagerati sono sogni, ma già quello adesso diventa un profilo forse seguito da altri, detto. Già siamo arrivati tardi. Incrociando tutte queste tabelle è possibile fare una previsione sul rendimento dei calciatori? Penso che la società lo faccia. Sì, ma io ve l'ho detto, loro hanno un sacco di parametri di recupero, di resistenza, i test tecnici, test fisici, che ovviamente non ti vengono a dire a te perché sarebbero molto, molto, molto delicati. Se hanno fermato Insigne significa, non è che ti vengono a dirla brutta, significa che proprio andava fermato.
Sì. A questo punto vogliono pure i numeri di Mazzarri, 11 giocatori con 4.000 minuti e una marea. È meglio che non te li do quelli di Mazzarri, ce li ho perché, perché sono mortificanti per Fidelef, cose, cioè anche perché poi tra l'altro vedevi sempre presenti poi 7 giocatori cambiati, no, in una partita. Sì. Però ce li abbiamo, cioè non andiamo troppo indietro nel tempo perché era anche un altro Napoli. Meret con l'Europeo alle porte, ci sono pressioni da parte della società per spingere sui giocatori italiani. No, vabbè, Meret è uno dei sogni di 2 giocatori che rischiano di essere comprati da Ancelotti, io ve lo comunicai e poi ve l'ha detto anche qualche collega molto più famoso e più prestigioso di me, sono Fabian Ruiz e Meret. Io ve lo sto dicendo all'inizio dell'anno, a parte la bravura di Fabian Ruiz, si discute tanto del rinnovo di Insigne, il vero rinnovo da fare a Fabian Ruiz, ma per un motivo. Com'è che dicono tu non vuoi il bene del Napoli? Ecco, se invece volessimo usare quest'altro luogo comune del voler il bene del Napoli, ci sono delle ragioni tecniche e economiche. Cioè Insigne è un prodotto del vivaio, quindi non è stato acquistato. Comunque dopo 5 anni abbiamo fatto la lezioncina, il Napoli ammortizza in 5 anni, sarebbe ammortizzato, metti che prolunga il contratto di un altro anno, in 6 anni, comunque Insigne sarebbe a zero nella sua valutazione, no? Semmai tu dici, vabbè, però tu lo vendi a 50 milioni, fai mercato. Insigne c'è già un sostituto naturale, Lozano, o un semisostituto subito dopo Lozano, Younes. Cioè nel Napoli perdesse Insigne, Guido Gentile non sta bocciando Insigne, non lo sta dicendo deve andare via da Napoli, sta facendo un discorso da analista, però, permettete. Non rimani scoperto. E c'ha 5 anni pieni più di Fabian Ruiz. Fabian Ruiz l'ha comprato pagando la clausola rescissoria di 30 milioni e mezzo. Eccetera. Dopo 5 anni l'hai ammortizzato e lui 5 anni rimane, non è che... è vero. Chi è il sostituto naturale di Fabian Ruiz? Adattiamo Demme, ma non è il sostituto naturale, che è stato pagato 20 milioni più bonus. Tra l'altro. Chiaro. Quindi un giocatore più giovane, è vero che l'hai ammortizzato, dove tu non hai il sostituto, ma soprattutto se tu devi far mercato, ti serve qualche, non è tanto solo la plusvalenza che serve a correggere le zoppie, chiamiamole così, dei bilanci. E lì ti servono quegli 80 milioni, dici io ho 80 milioni, così posso comprare 2 giocatori da 30 milioni e uno da 20. Ma se tu perdi Fabian Ruiz a zero e vai veramente in difficoltà, perché devi attingere, e quindi il Napoli non attinge, deve vendere altri giocatori e sperare di andare in Champions League per sanare quel buco. E quindi quello è il vero problema del Napoli, oltre che comunque c'ha 5 anni di carriera, cioè lui fra 5 anni avrà l'età di Insigne di adesso, quindi i prossimi 5 anni saranno gli anni dell'esplosione della maturità e poi un giocatore dai 31 anni amministra, poi può avere un fisico d'acciaio come Ronaldo, come Zanetti, cioè, però non puoi sperare che un giocatore ringiovanisca dai 31 anni in su, no? Però noi sappiamo dai 25 ai 30 anni sono l'età dove tu devi investire, devi vincere un giocatore. È peccato, quindi sono valutazioni, anche qui io mi permetto di dire, di semplice logica e onestà intellettuale, che è un termine che usano tutti, però poi a volte ci inciampa su. Nel rispondere a Fabio, credo che la formazione sarà questa, Fabio. Poi abbiamo questi dubbietti Lozano-Politano che ci portiamo appresso, ma bene o male sappiamo anche i sostituti. Cioè in questo caso siamo talmente contati che sappiamo anche le 5 sostituzioni quale saranno. Cioè, non c'è proprio dubbio. Buonasera da Marsavia. Io non credo che giocheremo a 3 dietro, qualcuno secondo me l'ha avanzato, perché uno dei Napoli è stato versatile come il nostro Fabio, è stato camaleontico, però tranne proprio la sbandata purtroppo con lo Sparta Mosca, ha mostrato sempre una grande attenzione all'organizzazione del gioco e ha concesso pochissime volte, in pochissimi momenti delle partite, ripartenze. Quella è la partita dove c'è costato, e tra l'altro di partenza che ci sono costate un gol.
vuole dar fiducia, i messaggi che ha mandato in conferenza stampa sono duri e inequivocabili sia alla stampa che ai giocatori. Può essere Lobotka a posto di Dem, ma io credo che l'è beccato perché c'ha più minuti su Elmas, Zelinski, Lozano. Ecco, può essere il dubbio Politano, però Politano, visto che ha scalzato Lozano, forse se lo conserva per il Verona, che bisogna la copertura, ma sono sciocchezze. Io credo che sia questa la formazione. L'unica intuizione è quello che ho detto: noi potremmo vedere, in caso di difficoltà, veramente spostato sulla linea dei terzini Elmas, perché gli chiediamo pure questo. Esatto. Allora, volevo dire all'amico polacco Tomasz, I'm not gonna be live during the game. I will record my reaction and I'm gonna post it because I have to work tomorrow. So tomorrow there's not gonna be the live streaming. And then the name of this guy is Guido Gentile. He's a journalist, and you can find his own channel, and he's talking about movies and cinema and whatnot on his own channel. Thank you so much. Fabian è già in Spagna. Beh, scusate, ti chiama il Real Madrid e tu non vai, sei spagnolo, quindi stai anche più vicino a casa. Non è che ti sta chiamando una squadretta, una squadra che sta spendendo più di 500 milioni di euro per rifare uno stadio che già è superiore al San Paolo, no? Maradona, chiamate come volete. Antipaticissima la gestione di Fiorentino Perez. Dividiamo l'etica, le cose fatte bene dal prestigio. Lui che se ne frega ma chi non andrebbe a giocare nel Real Madrid? Tra l'altro, diciamo, non è un napoletano scugnizzo, si sta comportando bene, non è che può giocare svogliato. E poi, piccolo particolare, non è che vai a giocare la Champions League, vai a vincerla la Champions League. Vabbè. Discorso Osimhen, io non lo so Guido se hai sentito. Ma che sciocchezza. No, vabbè, io te l'ho girata in maniera diversa e non avevo concluso il discorso anche con gli amici in live. Io la chiudo così, il discorso dei meme di Osimhen, che ha il suo umorismo particolare, eccetera, eccetera. Gli chiedono su Twitter, ed era un tifoso o comunque un follower suo tedesco, gli dice: non devi postare tutte queste cose, la gestione social media manager. Io qua voglio dare una speranza agli amici bellini che amano Osimhen. Dico, se Osimhen mantiene questo atteggiamento da ragazzo che fa quello che ritiene di fare, non c'è problema, è capace che ci resta a Napoli qualche anno in più, perché credo che i top club notano anche questo, quindi o intervengono, e per esempio faccio un esempio brutale: il Bayern di Monaco decide di puntare su Osimhen come futuro, come prossimo Lewandowski. La prima cosa che fanno, dicono: oh sì, questo è il tuo social media manager, questo è il tuo, perché non lasciano andare nessun tipo di particolare. Se invece Osi risponde: io ho la testa di cocco perché ha risposto così e voglio continuare a fare quello che voglio, secondo me può più rimanere nel nostro ambito che non in un top club che può puntare. Vediamo, se te la trovo te la mando. Vai. C'è un'attrice deliziosa, Jennifer Aniston, che insomma gli attempati come me si ricordano che è tra le altre la Rachel di Friends. Era l'unica che non era presente su Instagram del cast. Quando lei, non vi preoccupate, non è che voglio parlare di cinema, in questo caso anche televisione, aspettate solo 30 secondi. Quando lei è esordito su Instagram, l'ha fatta in maniera molto simpatica, intelligente, ma anche facendo cadere un muro di falsità, di ipocrisia, perché ha postato le due foto, no? La foto dove tu sei, consentite, ma non è sessismo, strafilismo, e la foto dove invece detto c'è tutto lo staff, il direttore della fotografia, il truccatore, come si chiama, dove tra l'altro dalla cintura su c'è i calzettoni di lana, perché tanto ti inquadrano lì, dice tutto fasullo, cioè c'è uno staff. Tu pensi che io sto a cena con Valeria, facciamo le foto, siamo io e Valerio io, cioè, quelle persone non hanno un social media, hanno uno staff che tra l'altro interagisce con loro gente, perché ogni cosa deve passare per la gente. Una delle maggiori difficoltà per me, non so se in settimana riuscirò a, intervistare
uno dei grandi big della musica, e che quando ho contatto diretto con i big della musica dello spettacolo hanno sempre, oltre che parole di elogio, sono molto generosi. Il problema è che per arrivare a loro devi passare per i loro addetti, che spesso e volentieri sono di una simpatia pari quanto puoi avere in un dito nell'occhio. Mi sono mantenuto, e questo solo per la simpatia, ma in realtà spesso devi, diciamo, sì, questa cosa, ma se l'intervista devi pagare. C'è un mondo che noi non immaginiamo, quindi voglio dire che Valerio è giusto, quindi lui è un guaglione di 22 anni, che chiaramente guadagna un sacco di soldi adesso, partendo dal nulla, ma se va in un medio team inglese, non nel top team, il Bayern, il Paris Saint-Germain, già in un medio team cambia proprio la sua percezione non solo della vita, ma del gestire la sua giornata da professionista, in questo caso calciatore. Quindi è così quel mondo. Ingenuamente uno vede qualunque foto, è nostro, non è così, c'è tutto uno studio dietro ogni cosa. Siamo nella società dell'immagine già da tanti anni, figuriamoci nell'epoca di questa immagine che con un click tu raggiungi. Che pensavate che negli anni '80 tu facevi un gran gol e dovevi aspettare le 10 per vedere finalmente la tua squadra di quel gol? Adesso, anche se te lo sei perso, mandi tu il video e in un secondo puoi raggiungere potenzialmente 7 miliardi di persone, no? Ma anche, per esempio, ti vorrei mandare, siccome mi eri nominato e te lo mando, ed è una delle pagine più dure della nostra recente storia. Fummo eliminati dal Dnipro. Già. Ho una cartella del Napoli che si chiama Errori torti. Ma allora stai aprendo il vaso di Pandora. Purtroppo no, è lunghissima, cioè è sterminata, quindi mo devo andarmela a baciare perché nel frattempo io dico a Peppas che non credo che faremo ricorso al TAR per Koulibaly, sono fake news. Sono fake news, anche perché che non girano. Come si chiama, l'espulsione c'è stata, infatti ha dato una sola giornata. Allora, intanto ti mando questa, che invece sono riuscito a trovartela in tempi rapidissimi. Non ti credo che non è facile, perché purtroppo quella della Juve è piccolissima come cartella, quella del Napoli è terminata. Sono pesanti. Sì. Amico mio, questa è una battuta che facevo anche con mia madre: tappare le ali o tarpare le ali. Ma lo so che è stato l'autocorrettore, lo so benissimo. È l'ultima immagine. Eccola. Veramente leggi qui, leggi. Sì, ma infatti sono in un hard disk esterno. Infatti vedi, sto su un altro computer. Dedicato allora, salva, riduci a icona, richiama e posta. Ecco, quando quel noto giornalista dice ma non c'è bisogno del VAR, no, non c'era bisogno di Insigne per battere il Chievo, su frasi comuni, luoghi comuni, evidentemente c'era bisogno, c'erano ben 2 giocatori in fuorigioco, e questo il frame quando tocca il pallone, e non di un piede, uno è in fuorigioco di 1,5 metri, ce ne sono 2, eppure ci costò, perché poi il Dnipro è una squadra che non segnava e subiva pochi gol, quindi poter impostare una partita dove dovevi difendere, invece impostare una partita dove dovevi attaccare, cambiava tutto per andare a fare anche 1-0. Noi ci tolsero un altro fuorigioco, gol, noi potevamo vincere 2-0 quella partita. Comunque anche un solo 1-0, fidatevi, sarebbe stata un'altra impostazione di partita. Voglio ingrandire questo signore qua, il famoso quarto uomo che si usava all'epoca. Sì. Ma guarda che bastava anche lui, cioè è impossibile. Anche lui, perché non c'è nessuno davanti, lo so.
ma poi è uscito fuori che c'era Collina che aveva il disegnatore UEFA. Mamma mia. Una roba inspiegabile. Però Guido la spiegò bene anche andando un attimo oltre, perché quando tu dici sì, l'ingiustizia arbitrale, la sfortuna che l'arbitro fa, l'errore proprio in quel momento. Però Guido, mi piace ricordare quello che tu dicesti qualche live fa, forse l'anno scorso, non ricordo. Devi anche dimostrare di tenerci alla competizione con le dichiarazioni giuste. Se tu dici sempre che è un fastidio, che non ti piace l'Europa League, che non ci stanno, che i soldi non sono abbastanza, e quelli ti buttano fuori e poi che ti lamenti? Beh, a Napoli l'hanno stancato Mario Rui 2 giornate, questo ti fa capire il peso che tu hai. E non era una condotta violenta, tutto può dire. Lui erano tutte e due, l'ha anticipato e gli ha tolto il tempo. Poteva anche essere già, in Italia quante volte abbiamo visto quel fallo dato giallo e non corretto manco dal VAR. Addirittura ha preso 2 giornate, quindi tu ci hai rimesso quella partita perché la stavi vincendo, però la superficialità con cui stavi giochicchiando ti è costata quell'azione. Ci hai rimesso comunque un affaticamento perché hai dovuto forzare di nuovo i 2 terzini, ci rimetti domani, ti costa caro. Noi abbiamo visto il segnale del campionato quando qualcuno mi chiese squalificheranno, ho detto non perdiamo tempo, andiamo oltre, non squalificheranno per nulla l'Atalanta, la curva, conosco il calcio, conosco l'Italia. Mourinho non ha detto nulla, ha detto voglio non dir nulla così non vado, così voglio andare in panchina, si è preso altri 10.000 euro di multa. Ah, se l'è presi, questo. Tra l'altro ha rincarato la dose Mourinho oggi. Nel frattempo saluto Salvatore. Sul suo Instagram ha messo 2 rigori a confronto. C'ha ragione. I 2 rigori a confronto, uno ripetuto e uno no. Il mio papà crede che Anghissà Bakayoko, come glielo spiego, gli devi far vedere probabilmente la prossima partita dove si affrontano Napoli e Milan e li vedrà tutti e due in campo, perché Bakayoko sta rientrando nelle rotazioni di Pioli. Questo sempre per parlare delle scelte, no? Se comunque Paolo Della Luce. 19 dicembre vi aspetto, come disse quella. Ah già. Io negli appuntamenti della sera nell'agenda ho detto non prendere impegni per il 19 dicembre. Tu c'hai una memoria che, mamma mia, alcune cose a me mi sfuggono proprio per forza e tu invece non te ne perdi una. Peppas, allora amico mio, tu sei nuovo perché non mi ricordo il tuo nome, i nomi li ricordo quasi tutti. Dopo la stupidata di il Napoli fa ricorso al TAR per Koulibaly, che non significa niente proprio, anche tecnicamente, Fabian rimane al Napoli, non va via neanche per 400 milioni. Sei sul canale sbagliato, amico mio. Io Guido Gentile è contentissimo, quindi figurati, infatti non è che ma sono frasi a effetto che dette con la sicumera che non, poi io se mi chiedi ne arrivano nemmeno 80, ne arrivano 40, il Napoli ci pensa. Che poi sia sbagliato perché ne vale molti di più in questo momento, ma io vi dico che a 40 il Napoli ci pensa perché sono 10 più del valore, quindi la plusvalenza sono 40 di plusvalenza. Guido per sfizio, comunicaci solo il numero di file in quella cartella, per favore. No, sono a 4 cifre, quindi sono più dei minuti di Di Lorenzo. E sono tutti, insomma, sono tutti seri, non. Tra l'altro solo la gestione De Laurentiis, non gli anni. Ma alcuni sono, ripeto, veramente ti lasciano interdetto, nel senso che perché, che è successo? No? Ho detto, cavolo, ho detto, come fai a non vederlo? Non c'è nessuno davanti, non potrei vedere se trovo qualche cosa di simpatico da farvi. Ma l'asse si riprende, non lo so. Ti faccio vedere questo. Sì.
che è uno dei rarissimi errori della Goal Line Technology che è capitato al Napoli. Ma li stiamo vedendo per ridere, ragazzi. Non sapete che io vorrei la trasparenza, quindi ho una filosofia sulla questione arbitrale volta al sistema che deve essere organico. Però ci sono delle cose che tu dicevi, ma perché a velocità normale sembrava gol, con replay è sembrato gol, con la Goal Line Technology Nel frattempo l'amico Michele sul gruppo di abbonati José. Avevo letto anche un messaggio di Losco che dice Koulibaly ce lo siamo tenuto. Sì, però il discorso Koulibaly, Fabian, è leggermente diverso, perché Koulibaly adesso è nella fine, diciamo, sta nel pieno della maturità, se vogliamo dirlo in un certo modo. Fabian invece è nel momento dell'esplosione, quindi è leggermente diverso. E richiamo questa foto che mi ha appena mandato Guido, che è ancora del clamoroso. Si vede l'ombra proprio, anche l'ombra. Noi siamo stati capaci di prendere, aspetta che ce n'ho, no, ce n'è una più bella, però se la vedi, ragazzi, lo sto facendo per ridere, però ho detto ci sono delle situazioni dove diventa veramente difficile commentare. Sì. Gone Fantasma 2, voi vedete quello è. Amici bellini, allora siamo a 2 ore di live, io la voglio lasciare più breve possibile, Sì. potrei continuare, so No, che Guido potrebbe continuare, ma la voglio lasciare più breve possibile perché se la riguarderanno in tanti e secondo me è una delle più belle in assoluto che abbiamo fatto delle infrasettimanali. È particolarmente inquietante. Ora No, Gesù mio, vai, aspetta, la salvo. Perché tu dici che gli paghiamo a fare, visto che arriva. comunque... Vai, commentala. Perché qua si vede dal controcampo l'arbitro di porta che è pagato solo per quello, no? Per valutare il gol insieme. Oddio. Si vedeva che non è che è un fotomontaggio il mio, cioè lo screenshot da uno paga la mano. Comunque tutti i replay lo fecero vedere, cioè non è che dirà di poi, il pallone era entrato totalmente dalla linea, l'arbitro di porta è lì cioè che si piegano, hanno quella posizione, non ha avversari davanti, non ha nulla, non lì. E tu dici vabbè, è andata così, ragazzi. Capito anche in un gol di Cavani col Brescia con Mazzarri 0-0 ci costò l'avvicinamento al Milan, o Di Maggio, sempre quella porta, quella è una porta sfortunata. Il gol di Nipri, il gol di ci può stare con la benda e il turbante in fuorigioco della Juve, che Benitez dice è una porta che non ci, sotto la curva che non ci porta benissimo. L'arbitro riporta utile come il sostituto del sostituto portiere del Palazzo, richiamando... Questa cosa è nata perché collegando avevamo sentito qualcuno ha detto qualche squadra ci eliminò il Dnipro semifinale. Vabbè, comunque poi intanto ok. Per chiudere, domanda extra calcistica è a volo. Interessante. Perché noi vogliamo fare anche un po' di cultura diversa. È interessante, è cinefila, non per tutti, non che escludere le persone, però un certo tipo di pubblico che ha meno voglia di entrare nei meccanismi nel cinema, casomai non si incuriosisce, ma è bello che la TV stia sperimentando, stia dando la possibilità di fare prodotti che prima solo un cinema d'autore pensava. Adesso diciamo la TV sta costringendo il cinema di nuovo che si era un po' diciamo adagiato a dare un nuovo colpo di rene, no? C'è una frase famosa di Orson Welles e che oggi invece sarebbe forse uno di quelli che sperimenterebbe più in TV, che diceva che il teatro è degli attori, ed è vero, il cinema dei registi, e chi non sa far nulla fa la televisione. Ecco, oggi non è più così,
pensiamo uno dei primi a capire le potenzialità della televisione fu di questo tipo fu Kevin Spacey, quando disse io lascio il cinema perché non approfondisce più, e passò a House of Cards, che poi diventò una serie di riferimento. Quindi abbiamo molta versatilità, è una serie interessante. Sapete che sto aspettando 5, 6, 7, 8 cioè, della serie di Maradona. Ho visto le prime 5 però. Ah, l'hai vista già? Non hai potuto aspettare? No, perché tu ti sei riportato avanti e hai detto fammi seguire Valerio, però ho fatto 5, dai, ho fatto 5, perché poi faremo questo super speciale, molto Esatto. parlato, ideologico. Questo è pure diverso perché con tutti i numeri dogliosi che Guido Spara hanno dato dell'ideologico a Valerio, io mi sarei aspettato come siete diventati noiosi e ci poteva stare, ma ideologici devo capire dove abbiamo sbagliato, io per primo. A proposito di ideologie, mi piace non richiamare parliamo più questo degli errori, ragazzi, era una Marcor simpatico, attenzione. esatto, no, ma perché poi Fabio fa bene, dice anche quello non dato agli altri, è chiaro che ci sono, li consideriamo tutti, e non era il pianto, era semplicemente una parentesi divertente. Ma aspetta che voglio specificarlo, assolutamente, infatti era una parentesi divertente, perché poi tutti... E che lì sarebbe stato utile dire abbiamo sbagliato, dobbiamo provvedere lì. L'omertà continua, perché poi ci sono alcune squadre un po' di più di errori, alcune un po' di meno, ma ci sono, perché anche il Milan ebbe quell'errore clamoroso del gol di Montari. Cioè, attenzione che Guido ha sempre fatto un discorso di trasparenza, infatti dice vorrei che l'arbitro della singola partita dopo si sedesse in conferenza stampa e con tranquillità spiegasse la chiamata, il regolamento, anche se è errore. Pertanto ha sbagliato in segno rigore, ha sbagliato l'arbitro, se lo spiega non c'è malizia. Se tu devi aspettare dopo 3 anni, e sicuramente io sono sicuro su questa cosa, che con questo metodo, oltre che gli animi si stempererebbero, daresti meno alibi a tutti quegli urlatori, sono sicuro che vedete che nel medio periodo gli errori diminuirebbero. Al 100%. A me, infatti, dopo tanti anni noi possiamo vedere queste immagini e ancora nessuno ha detto ci siamo sbagliati, perché poi non ti fa intervistare, accusi questo lì, le multe a morire, non aiuta come la violenza negli stati. Quindi attenzione, non li stavamo facendo vendere per piangere. Questa trasparenza dovrebbe essere di tutto il sistema, perché proprio tu non dai ossigeno alle fiamme. E la domanda che io mi sono sempre fatto, perché non si fa? È molto più facile farlo. Risparmi tempo, energie, soldi, polemiche, violenza. No? Quando dopo 2 campionati hai fatto una cosa del genere, tranne veramente il singolo idiota, scusa il termine, vedete che il 90% anche della gente che adesso si esaspera, offende, non avrebbe proprio più la testa, come succede nel NBA, per pensare a una certa cosa, perché sa che è una cosa che non esiste. Poi il singolo imbecille lo troverai sempre nella vita, no? Però diventano veramente lì, puoi dire la frase sono 4 idioti, perché sarebbero veramente 4, ma dopo un processo di educazione a seguire lo sport, ma tutte le componenti, squadre, dirigenti, arbitri, hanno fatto quelle azioni per renderlo trasparente. Allora lì sì, ma tante azioni perché non si fanno? E noi ci domanda perché non si fa? Perché non si fa? Perché non si fa? Cambiano anche gli uomini, però continuano a non farsi queste cose. Non li fanno parlare perché fanno ancora più danno, dopo non conoscono nemmeno il regolamento alcuni arbitri, perché poi comunque chiudiamo. No, volevo chiudere, avevo preso una domanda di Mario sull'atletica, però veramente volevo lasciarla così per continuità di discorso, visto che abbiamo affrontato il discorso degli arbitri, il VAR a chiamata, giusto per concludere. Sono contrario e te lo spiego, probabilmente non c'eri quando lo dissi, sì. Perché mi trovo totalmente disaccordo con quel collega che stava a far dire sempre grandissima soluzione. Avendo praticato sia il calcio che la pallavolo, dove c'è questa possibilità, sono sport diversi, sono sport dove una singola azione pesa molto di più della pallavolo, ma semplicemente perché, e lo vedete nel grafico che vi ho preparato per domenica, abbiate pazienza anche per scoprire cose piano piano.
Tu puoi avere una partita dove veramente non è successo niente, è capitato anche a Napoli, c'è partita arbitrata in maniera perfetta, le squadre veramente hanno giocato in maniera corretta, dove non avevi bisogno, e non è che è colpa tua, non è che dici quello là me lo conservo per la prossima sfida, non l'hai usato, non l'hai usato, e puoi avere una partita dove solo in un tempo te ne servivano 3. Il VAR deve intervenire sempre, ogni gol deve essere valutato d'ufficio per qualunque squadra. Quindi così tu hai una certificazione di qualità, di correttezza del gol. Cioè da quando, ed è anche facile la regola secondo me, da quando il pallone viene messo in gioco, non è che puoi andare 10 azioni dietro, no? C'è il fallo laterale, c'è la punizione, c'è l'azione. Da quando viene messo in gioco, detto, quell'azione è viziata da un fallo? No. Gol regolare. È viziata da un fallo che l'arbitro non è visto? Arbitro, non ti sei accorto, vai a controllare. L'arbitro dice non ho visto questo fallo, oppure lo vede e dice non lo valuto influente ai fini dell'azione, perché comunque anche qui, come disse Ancelotti, chi decide il VAR, e questa è l'altra questione, alcune volte abbiamo visto che il VAR ha più peso politico, deve essere l'arbitro perché è vicino più di una persona che sta a un monito, cioè il VAR A volte troppo. ti aiuta, sì, a volte troppo, e sarebbe molto semplice togliendo tutte queste nessuna chiamata, e quindi anche gli allenatori sarebbero molto sereni. Se poi fosse a chiamata, come ha detto Spalletti, è giusto avere, se fosse, perché non lo decido io, un tecnico che supporta l'allenatore. Però vedete, fidatevi in questo di Guido, non risolverebbe il problema, perché tu potresti avere sempre il dubbio che una cosa forse così, vabbè, non me lo spreco perché forse dopo mi può, e ti crea ansia, mi può capitare un fallo più grave da dover valutare al VAR. Che senso ha? Perché la partita è come quando ci ha detto il designatore, no, ma non ce ne esiste la registrazione, quella inizia quando c'è l'azione. Chi di noi può sapere in una partita quando succederà un episodio, un fallo, o esiste la macchina del tempo, sei andato a venerdì, hai visto la partita del Napoli, ti sei segnato tutte le azioni e domani già le sai, oppure no. E quindi non mi sembra, cioè non mi sembra una soluzione che aiuti a stemperare eventuali animi accesi. Tu devi fare tutte quelle azioni che invece tolgano le situazioni di dubbio e non esasperano gli animi. Tu dici, Pensa un po', i due casi clamorosi, tu te lo sei giocato prima, è assurdo, no? interviene sempre, quindi state tranquilli che ogni gol è valutato. Beh, sereni tutti, che ti chiami Brescia, che ti chiami Juventus, una che gioca, diciamo, in Serie B, una che gioca in Serie A, state sereni. Bello, sereni tutti quanti. E quindi tu non devi manco andare a fare il capannello sull'arbitro, che facciamo? Sì, oggi è il 3 novembre. Però, Il Napoli lo ha sottolineato con un bel video. e io c'ero. Vedi la memoria Cioè, storica. sto scrivendo un articolo, però faccio a pezzi perché per l'insegnamento. E oggi ho detto, papà, ma ti posso citare che tu eri alla prima di Napoli-Juventus? Perché insomma, anche per privacy. Tu puoi citarmi anche che una volta stavo sul prato del San Paolo, perché c'era talmente tante persone che aprirono i cancelli, altro che 90.000, che per una questione di sicurezza ho detto mettetevi a bordo campo, ma successe anche al Vomero. Io che non sono così vecchio, però quel gol l'ho visto come quello di Renica sotto le gambe. Quello lì, tra l'altro, fui fortunato perché ero nel settore che adesso si chiama degli ospiti, no? E che invece prima si chiamava tribuna laterale. Era un ospite. Quindi ero proprio lì, tribuna laterale superiore. Quindi me lo vidi proprio bene. Il gol di Renica ero tribuna laterale inferiore, ma c'era talmente tanta gente che aprirono i cancelli, ci spostarono in tribuna centrale. Quando faremo la serie di Diego vi farò vedere un po' di Amarcord, diciamo, di foto e cose prima. Così facciamo anche questo parallelismo tra la serie filmati reali della serie, la Esatto. ricostruzione e i filmati reali di chi stava lì. Ed ero lì e quello fu anche perché già ve l'ho raccontato, aveva piovuto tutto il weekend, si giocava solo la domenica, pioveva, all'epoca era molto rovinato il prato davanti alle due porte e mettevano proprio la segatura
dei falegnami, perché altrimenti i portieri potevano impiantarsi e non uscire bene. E avevano rifatto, me lo ricordo ancora, se vedete nelle foto quelle ad alta definizione, la rete del San Paolo, quello è il secondo anno di Maradona, che non aveva i quadrati della rete quadrati, scusate, ma ce l'aveva questa rete in particolare esagonale, che invece poi ricambiarono. Me lo ricordo tutto. Ed era, infatti, vedete un po' più di minuti, i giocatori erano inzuppatissimi e si alzava un sacco di acqua, quindi quel gol è pazzesco, perché non è manco in 10 metri dalla porta, 3,60 m che lo hanno valutato il primo giocatore vicino a Maradona, e 6,15 m intorno alla barriera, quindi figura, ma erano in condizioni atmosferiche pessime, palloni seri, scarpe di cuoio durissime, pioggia da morire. Quella non è una carezza, quella è una farfalla che lui ha tirato. Però una farfalla che sembra una farfalla perché è un tocco di classe, però se la tiri lenta Tacconi fa un pass e se lo prende, quindi veramente è qualcosa di ultraterreno quel gol. La famosa foglia morta. Raffaele per esempio ci dice: la didascalia del post del Napoli mi ha fatto piangere e sono nato nel 2001. Questo a sottolineare quanto è importante, e ribadiamolo alla società, bravi, sottolineate queste cose, di più e meglio. Più post come questi che post quello là che va in cielo, cringe, che torna poi scoppia, così e così. Questi qua sono importanti per i nuovi tifosi, perché poi ci lamentiamo che non ci stanno i nuovi tifosi. Li potete fare appassionare utilizzando quella che è la nostra storia. Sì, e concludo il mio intervento con questo, che poi credo che sia, insieme a Non sono robot, il leitmotiv di questa nuova stagione di Valerio, che mi vede intruso troppe volte. Io, non è vero, c'è stato ci tengo a dirlo, un amico bellino che ha scritto una cosa, poi ne riparleremo domenica. Guido, però raccontaci anche un anno dove un sogno, però io ho spiegato da quando il calcio è diventato industriale, insomma è più difficile. Però ho detto, è giusto invece godersi ogni singola partita, anche un episodio in una partita che casomai non è andata benissimo. Allora, quell'anno il Napoli non ha vinto lo scudetto. Ricordiamolo. Arrivò terzo, manco secondo. Certo, blocco la Juve che aveva vinto tutte le prime partite, arrivò al San Paolo e perse la prima partita. Platini inferocito quella partita, perché comunque i giocatori ci tengono ai record, non è vero quando dicono. E quindi ho capito quel gol secondo questa nuova filosofia di questo nuovo brutto tifoso napoletano: vincere, vogliamo vincere, non vale nulla. È vero che è bello ogni tanto vincere una coppa, uno scudetto, però non è così. E invece ci ricordiamo perché è favoloso e bello, ma è favoloso e bello perché tra l'altro noi l'abbiamo vissuto con un'emozione bellissima. E non sarebbe meno bello, più bello, se Napoli avesse vinto lo scudetto. Quello puoi dire è più importante perché ha contribuito con quei punti. E quindi il leitmotiv di quest'anno è bellezza, non risulta tristi, la definizione meravigliosa. Per ora, 3 novembre 2021 è la mia votazione della frase più bella dell'anno, è di Fabio Versatile, non è di Guido Gentile, che non ha mai rubato nulla nella vita, figuriamoci le citazioni. Invece il leitmotiv è bello, bellezza, no? Poi a fine percorso io mi sarò sbagliato, i favoriti non sono Inter e Milan, il Napoli fa l'impresa, è benissimo, ma anche se non la dovesse fare, e tutte le 38 partite le buttiamo nel cestino? No. Esattamente. Come io non ho buttato nel cestino causa Napoli-Verona tutto quello che mi ha fatto vedere di bello l'anno scorso il Napoli, e come faccio un parallelo per i più giovani, tu mi parli di quel gol di Maradona dove il Napoli non vince, che facciamo? Ci dimentichiamo le emozioni del colpo di testa di Koulibaly contro la Juve? Quell'anno non vinciamo, ma quel gol resta iconico, resta storico. Possiamo definirlo uno stacco imperiale, perché pazzesco. è un gol anche bello, no? Come io ricordo, voglio fare da sportivo, un gol, permettetemi la citazione, Valerio Frullo, pazzesco, di George Keff, mamma, una semi rovesciata volante particolarissima, perché tu fai la rovesciata, ne abbiamo visto alcune bellissime, una di Battisputta da fuori dell'area dei rigori, ma lì era tutto è unica, no?
Allora, il gesto calcistico, noi stiamo andando verso un sistema calcistico, è colpa di tante componenti, colleghi, giocatori, molto esasperato e molto dicotomico. Chi vince? Dio, anche se casomai ha giocato male, come tutti gli altri 19 o 3, sfigati. E questo non è il senso dello sport. Lo senso dello sport c'è anche chi riconosce il valore dello sconfitto, chi da sconfitto si ricorda quella cosa e vince proprio perché tempra quella sconfitta. Invece noi siamo veramente o vinci o tutto il resto non conta. No, non va bene, non va bene. La cavalcata col Cagliari, sì, quella fu, l'abbiamo citata qualche settimana fa, infatti è trascinante. Eppure col campionato non vinciamo nulla, per dire. È chiaro, è chiaro. Sì, quindi il leitmotiv della stagione 2021-2022 di Valerio è: godiamoci la bellezza cammin facendo, non fissiamo lo scudetto. Vedete, Guido non è un ladro di sogni, facciamo per una volta una cosa inversa. Visto che Valerio mi ospita sempre e veramente la chiudiamo, io vi dico come tutti quanti che il Napoli vincerà lo scudetto. Valerio Furio dice: guardate, io voglio ospitare questo collega giornalista che tra l'altro amichevolmente, quindi non c'è manco il denaro di mezzo, che dice vabbè, lo fa per soldi, quindi comunque c'è un interesse. Fidatevi, perché uno bravo, uno non ne sbaglia una. Quindi per tutto l'anno vi dice vinciamo. Il Napoli perde lo scudetto per 1 punto sul Milan. Oltre la delusione di tutti noi, io mi sono oppure per di 10 punti, no? Quindi Cornuto è mazziato 2 volte. Poi dovrei fare come tutti i miei colleghi, faccia di bronzo, no, ma Liga tu so. Qui dice è difficile, c'è questo qua. Il Napoli vince lo scudetto. Punto primo. Secondo voi io sono triste? Già sto a festeggiare, quindi prima cosa. Secondo voi non ho la gioia sarebbe l'errore della mia vita più gioioso della tutta la storia, perché quando tu sbagli hai tamponato una persona, hai detto una parola di troppo a una persona, gli devi chiedere scuse. Se l'errore fai qualcosa di hai rotto un bicchiere, quindi tu pensa un errore dove la tua squadra vince, già non è un errore la parte. Io avrei detto ho sbagliato, tra l'altro avrei la lucidità cammin facendo, ho detto attenzione, forse, vedete, qua abbiamo vinto questa partita, non è che cammin facendo non potrei correggere il tiro, ma anche sbagliando, direi ho sbagliato, il Napoli ha vinto, qual è il problema? Non vi avrei rubato un sogno. Esatto, perché poi si realizza ancora di più. Non vi avrei rubato un sogno, semmai è chi illude le persone che vi ruba i sogni. Mamma mia, quante volte devo chiuderla questa live, non ce la faccio. Questa è la speranza, Losco, che possiamo raccontare una storia della vittoria contro. Ce l'ho una bellissima domenica, così creiamo l'aspettativa. Ce l'ho una favola, perché ci sono e non vengono raccontate. Quindi hashtag non sono un ladro di sogni. Io le alimento e penso domani mattina ti mando la foto dei 12 di tutti questi ragazzi. Occhio invece a chi ve li ruba i sogni spacciandovele per altro. Buonanotte a tutti. Ciao Guido, grazie mille. Io vabbè penso che oramai vi siete accorti, mo chi ci sta, chi lo guarderà dopo, chi non ci sta e comunque lo sa, perché chi segue meno le live perché non c'è tempo, lo sapete, io sono fortunato, questa è la mia cosa, sapete, su WhatsApp si scrive una sorta di frase fatta. La mia frase su WhatsApp è I am lucky, io sono fortunato. E insisto, sono veramente fortunato perché si è creata una cosa con tutti voi che va al di là di ogni più rosea aspettativa. Non pensavo che si potesse creare una cosa del genere e sono veramente fortunato. I rumori non so se continueranno, no, si è fermato. Signori miei, i numeri, le cose che non sono freddi, lo sapete benissimo. Ringrazio tutti per la presenza, per i commenti che arriveranno dopo, per tutti i vostri spunti. Domani
Cominciate a vedere, se voi non avete visto, cominciatevi a vedere la serie di Maradona, perché poi ci sarà uno speciale e sarà una cosa fondamentale. Domani reaction registrata, non credo di farcela ad andare live perché ci sta il che fare e devo fare il che fare, però voi mi seguite su tutte le cose belline, anche su Twitter perché è importante, e state tuned, Messico 86, perché il percorso è più importante del risultato stesso. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato la testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.